Io... Calma. So nemmeno se si sente la sigla. So niente. Ah, lo prendiamo subito questo commento. Commento di Francesco. Allora, calma, no, calma. Allora, prima di tutto datemi conferma che si sente il mio microfono perché io sto avendo dei problemi tecnici senza precedenti. Quindi datemi subito conferma. Si lamenta. No, vabbè, velatamente, ma che si deve lamentare? Ok, lag non fa niente, Giacomo, chiudete gli occhi, non fa niente. La lag non si può risolvere, sto su un solo schermo, è un macello. L'importante è che mi sentite. Vado a scatto, ma mi sentite bene? Perché adesso aggiustiamo anche gli scatti, più o meno si sente, tappo. Ok, allora, lag, va benissimo, non ce ne frega proprio. Allora, signori, Gatti espulso subito, adesso, espulso adesso. Immediatamente adesso deve essere espulso adesso, deve essere espulso dopo, immediatamente con la faccia. Mi ha mandato con questa faccia qua. Uno schiaffo con questa faccia. Espulso immediatamente, non è possibile. Il VAR, io non voglio sentire protocolli, non voglio sentire niente. Devo sentire l'audio del VAR quando hanno visto questo replay. Non è possibile. Immediatamente espulso Gatti, subito, subitissimo. Subito espulso. Per la prossima. Perché il campionato deve essere regolare e loro non devono avere Gatti a disposizione nella prossima partita. Devono rischiare di utilizzare Bremer che magari sta così e così. Immediatamente espulso. Prima cosa. Seconda cosa. Quadrato deve essere ammonito. Deve essere ammonito in continuazione perché si tuffa prima di ricevere nessun tipo di tocco. Si tuffa prima di ricevere nessun tipo di tocco e l'ha fatto di nuovo e ci abbiamo perso scudetti per queste cose qua. Lo ha fatto di nuovo. Quadrato butta lui la gamba su Juan Jesus, si butta a terra e chiede il rigore. Lo ha fatto di nuovo e alla fine quando il Napoli segna quello va pure a protestare. È lì l'impunito, è lì che lui crede di aver ragione pure. Lui va a protestare e dice vallo a vedere al VAR che quello è il rigore. Bisogna punire le simulazioni. Basta. Questo non è più calcio, non è più uno sport. Senza il VAR noi perdevamo questa partita. E secondo le mie tabelle, perché poi ci calmiamo, secondo le mie tabelle io potevo anche perderla questa partita. Non c'è nessun problema. Si può perdere questa partita, si vince con la Salernitana, poi tifiamo per l'Inter contro la Lazio. Non ha alcuna importanza. Nella mia tabella, quella che funziona, quella che non dico devo vincere qua, devo vincere là. Io spiego dove il Napoli per una serie di discorsi logici e matematici può arrivare a vincere matematicamente lo scudetto. Nella mia tabella io potevo anche perdere e per un pareggio io ci avrei messo la firma. Il Napoli quest'anno riesce pure a vincere a Torino così vincere così contro di tutto, contro qualsiasi cosa. Non si può. Io piango per il Napoli, per la forza di questa squadra. Non si può. Devo ringraziare perché si sono arrivate le... Grazie Valeria. Quel diavolo da Certaldo fa uscire Kvara per far entrare the man of the match. Raspadoro, Jack, che poi tra l'altro mezza azione, Jack che se ne va e non la prende, Olivera che non riesce a trovarlo, Jack che però si accentra molto, Kvara resta un po' più... sta riempendo meno l'aria Kvara, Jack si accentra per aiutare Osi, Elmas, ma tutti, brava Valeria, ma tutti quelli che sono entrati, perché Elmas è entrato benissimo, Zielinski è entrato bene ed entra nell'azione del gol.
Enrico contro tutti, veramente contro tutti. E ancora una volta l'unico che ha ragione è sempre Diego Armando Maradona, sempre Diego Armando Maradona, che avete ragione, che aveva sempre ragione. Ok. Tu chi sei? Chiudi, ok, grazie, via, espulso. Chi sei? Subito io banno, a me non mi interessa avere uno in più che mi fa una visualizzazione. Subito espulsi. Io espello, a me non me ne frega niente. Non voglio sentire nulla. Oggi possiamo godere anche noi senza mettere a conto a nessuno. Non Belé, ma tu non Belé, non Belé non mi è piaciuto tanto. Don Belé mi è piaciuto in Champions, ma non così. Senza il VAR avremmo perso. La vera penalizzazione alla Juventus l'ha data finora il Napoli, meno 6 punti e meno 6 gol in 2 gare dominate. Spalletti a vita, scordatelo Giuliano, è bellissimo l'hashtag, tutto quello che vuoi tu. Spalletti ci ha cambiato mentalità, ci sta regalando un sogno incredibile. Spalletti, io gli consiglio di andare via, perché non si può in questa squadra poi bissare questa grandissima impresa, altro che Champions League. La Champions League, l'Europa League, devi avere dei sorteggi che ti vanno bene, ti deve andare bene la partita, devi avere così. È sul lungo che il Napoli sta facendo un miracolo senza precedenti e lo state vedendo quanto è difficile vincere in Italia. È impossibile, è impossibile. Almada, chi lo conosce? Ma e quelli che ti dicono Almada è fortissimo, hanno visto 3 highlights e non sanno neanche chi è. Almada per ora gioca nel campionato mio, nel campionato con l'Atlanta, nel campionato americano. Che me ne fottono Almada? Io non ho capito. Hanno vinto lo scudetto oggi praticamente perché andava bene anche una sconfitta nella mia tabella. Almada. Perché deve andare via? Perché non si può stare a Napoli, ragazzi. Un po' l'ambiente, un po' i tifosi De Laurentiis contro i tifosi, così. Ma poi lo stadio come sappiamo. E le conferenze sono quelle che sono e l'ambiente è quello che è. E dovreste vedere i messaggi che mi arrivano in privato, perché i messaggi che mi arrivano in privato arrivano anche al mister. 2 partite che ha sbagliato, Spalletti se ne deve andare, un ciuccio, gli arriva qualsiasi cosa. Adesso stanno tutti zitti perché il Napoli sta vincendo, ma Spalletti se le sentite dire dietro, quindi Spalletti fa bene ad andarsene da qualche altra parte. Maro Cristian è impazzito, wow, di cortomuso, vale. E quel pagliaccio di Allegri che dice ciao me ne vado, non ha detto ciao me ne vado. Voi mi dovete. Allora, prima di tutto, io non so come ringraziarti, Cristian. Penso che questo sia il record assoluto di donazione in live. Mi hai fatto fare rosso come la donazione e ti ringrazio infinitamente. Allegri, mi dovete incalzare voi perché io non ho visto niente, ho dovuto staccare tutto perché dovevo andare subito a fare l'editing della reaction e il computer non mi aiuta. Grazie infinite, Cristian. Ci stanno abbonati che stavano, Claudia che se lo vedeva con gli Juventini, io devo andare a suonare. Grazie mille, Cristian. Sono costernato, sono emozionato. Prendiamo Torino nel weekend del 22 aprile. Bravo, è vero, perché successe pure. Ora proviamo a vincere la prossima, poi davanti allo schermo a vedere l'Inter e vincerlo in albergo. Pensa un po' se lo vinciamo in albergo. Sarri ci deve fare la grazia e si deve scansare. Ma Sarri non si scansa, è un fatto di filotti. Io avevo previsto un pareggio, onestamente, tra Lazio e Torino nella partita e ne sono riusciti a perdere, ma perché noi Sarri lo conosciamo e i filotti non li fa. Giù re! Benvenuto. Si gode, ragazzi, si gode. Non so quanti ne siete, lasciatemi like, fate quello che volete voi. L'importante è che non simuliate. Non simulate. No, è che vuoi accettare discussioni, Dario? Non ci sono discussioni. Non è questione di dire siamo campioni d'Italia stasera, perché lo eravamo anche quando abbiamo abbiamo perso contro il Milan, lo eravamo già. È questione solo di quando ci arrivi. Però qua
dai una dimostrazione di come poi il calcio deve essere vissuto. Tu ti metti là, ta, 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 come diceva il telecronista con il gol di Maradona, ta, 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 e tutti indietro, e tutti in difesa, e ti fanno fallo, e ti fermano, e non ti fanno giocare, alla fine va, fa amore. Ah, fa amore, fa amore. Non si è rialzato, Virgilio, sta ancora a te. Più di così era difficile fare vista la settimana. Francesco, e ti dico la verità, 0-0, io me lo prendevo e avrei fatto i complimenti ai ragazzi, avrei fatto i complimenti perché piano piano si stavano, ancora non siamo brillanti, ma si stava intravedendo. Nel secondo tempo io ho dovuto scrivere parecchie cosucce, non pericolosissime da rendere Cesney il migliore in campo, questo no, però ho cominciato a scrivere parecchie cosucce, si sono cominciate a rivedere un pochino quella sensazione di pericolosità che stava mancando. Raspadori. Qua a Barcellona boato sulle Ramblas. Io devo andare poi in città, io vado in città con la bandiera. Non mi interessa. Non mi interessa proprio. Lo farò e avrete poi notizie. Seguitemi su Instagram, seguitemi le cose, domani l'analisi dati. Io devo fare l'analisi dati. Gli screenshot, mi raccomando, segnalate i video, segnalateli. Le simulazioni non diminuiranno mai se non iniziano le ammonizioni. Esatto, Mauro, esatto, è quello che sto gridando da 1 anno e mezzo. Gli arbitri devono fare meno i permalosi quando si sentono la parolina di troppo e devono sentirsi presi in giro quando i giocatori si buttano a terra. L'arbitro l'ha visto benissimo a Quadrato, l'ha visto benissimo. Sai perché? Sai perché? Perché fa proprio così, niente, e là devi fischiare fallo e devi ammonire. Bisogna ammonire se vi interessa salvare uno sport che oramai sta diventando questo, se vi interessa, altrimenti stiamo sempre con le scuole in fronte, le mani in faccia, è successo poi quello subisce veramente un pugno in faccia volontario e non chiamano niente. Ma il mondo alla rovescia, ci mettiamo le mani in faccia quando non ci sfiorano nemmeno, quello prende uno schiaffo e non succede niente. Oh Gesù, ma che sport è questo? Pietro, lo so io chi mi segnalo, lo so io chi mi segnalo, la UEFA mi segnala. Ammonire sulle proteste, ma bisogna fare una rivoluzione. Gli arbitri devono essere riformati, devono essere commissariati, devono essere gestiti da gente esterna al calcio, perché sono sempre loro, ragazzi. Sono figli, nipoti, fratelli e cugini di quella vecchia schiera di arbitri che sono sempre quelli là, e ce li siamo riviste le storie di Calciopoli, abbiamo fatto l'approfondimento, sono sempre gli stessi, è sempre la stessa combriccola, non è cambiato nulla, non cambia nulla, non è cambiato nulla. Sulla mancata munizione hai ragione, Davide, hai ragione, e qua si gode di più. Hai ragione, perché se avesse chiamato, probabilmente noi dovevamo ripartire con un calcio di punizione e non avremmo fatto gol. È bello, che bellezza, che giustizia divina. Bravo Paco. Commento memorabellino, 90 minuti per il fallo di Anghissà, dove spendi il giallo e non li fai ripartire. Imparata la lezione. Se vediamo bene le 2 partite di Champions, 3 episodi ci hanno condannato, abbiamo dominato come oggi e alla fine la debacle non c'è stata. Non c'è stata la debacle, Frank, se non è debacle, là è chiaro che l'abbiamo visto tutti. Contemporaneamente abbiamo voluto segnalare, perché noi siamo sempre così, noi tendiamo sempre a dare le colpe a noi stessi, e quindi abbiamo detto sì, il rigore sullo Zan, sì, le espulsioni di Anghissà, sì, Kim, tutta una serie di episodi infiniti. Contemporaneamente avremmo potuto anche far meglio, perché facevi un fallo sullo Leao e quel gol non lo faceva, e chissà, e rimaniamo col chissà. Ma noi non siamo fessi, però. È importante che passi il messaggio che non siamo fessi, perché se dopo tutto questo la Champions League ufficiale, il canale della Champions League, posta l'azione di Leao e Lozano e lo posta come grandi skill difensive,
E allora vuol dire che loro possono fare qualsiasi cosa e noi siamo i fessi che ci dobbiamo anche guardare i complimenti alle AO per le skill difensive. È lì che poi parte l'indignazione generale non solo dei napoletani ma di tutti i tifosi del mondo, 104 milioni di followers l'Instagram della UEFA, tutti quanti a scrivere penalty sono stati costretti a toglierlo, hanno dovuto togliere un post che hanno scritto loro perché era evidente lo scandalo. È chiaro, lo dobbiamo dire, non contemporaneamente, però diciamo serve un po' più di esperienza. Luigi, benvenuto. Serve un po' più di esperienza, non siamo ancora pronti, dobbiamo fare il percorso. In Italia, Teodoro, benvenuto. In Italia abbiamo fatto il percorso. Abbiamo fatto il percorso e nel percorso ci sta anche il resistere a certe provocazioni, il capire quando devi parlare, l'avere un capitano che sa comunicare con gli arbitri, una squadra che non si disunisce nei momenti in cui è facile disunirsi. Immagina, è bravo perché poi l'ho perso. Questo era il primo messaggio che avevo preso. Francia, grazie. Immaginatevi questa partita senza VAR e c'è una statistica che dà valore a questo messaggio di Francesco. Il Napoli con il VAR è la squadra che ha recuperato più azioni che poi portano a cambiamento della partita. Vedetela, c'è una statistica. Senza il VAR il Napoli non può, sarebbe lo stesso prima classifica, però il numero di punti che poi vengono in cui il VAR incide il Napoli. Quindi che cosa significa? Che il Napoli gestisce il VAR, che siamo noi ladri? No, significa che di base un arbitro che nel dubbio non chiama. Poi magari se il VAR vuole e la Madonna non si oppone, il VAR ci fa la grazia, ma capita anche che il VAR non ce la fa la grazia, come stasera. Se le cose sono così eclatanti, perché solo le parti lese chiedono spiegazioni mentre le altre fanno finta di niente? Ci sono zone grigie. Hai ragione, Giacomo, è legittimo. E io cosa ti dico nel video su Calciopoli? Che tutte poi si spartiscono una torta. E quando senti le intercettazioni di Lotito, di Della Valle, di quello del Milan, di quello dell'Inter, ognuno poi ogni tanto chiede il favorino e lo ottiene. E ognuno, quella che si salva, quella che va in Europa League, quella che va così, quell'altro che preferisce. Guagliù, ancora a questo stiamo? Giacomo, ancora a questo stiamo? Ognuno poi c'ha un tornaconto e fa piacere a tutti, basta stare al party, alla festa, e sono invitati tutti alla festa. Si spartiscono la torta, qualcuno si fa ciotto con la torta, altri hanno le briciole, ma basta, va bene così. I fessi siamo noi, siamo i tifosi della Juve che poi devono insultarci, siamo tutti noi tifosi, ma tutti schierati, quello del Milan, quello dell'Inter, perché poi a turno quello del Milan, quello dell'Inter, quello della Juve, quello della Roma, quello della Lazio, quello della Fiorentina, tutti insieme, i fessi che guardano il party da dietro alle vetrine e ci appiccichiamo tra di noi e una volta ha ragione io, una volta ha ragione il tifoso della Juventina, una volta ha ragione così e poi dicono alla fine non si bilancia niente, non si è mai bilanciato niente. Chi lo disoneste quadrate ci ha provato anche stasera, gli ha detto male. Mondonichiani possono vincere. Spero che Spalletti rimanga e porti avanti questa squadra che ha voglia di rivalsa per quel poco non raggiunto quest'anno. Vabbè, ma io non credo che la squadra possa mettersi lì a dire dovevamo arrivare anche avanti in Champions. Questa squadra adesso si deve godere la vittoria del campionato e se lo deve godere per 3 mesi senza alcun rimpianto per la Champions, perché insisto, li abbiamo visti gli scandali, ma insisto, è così che si deve ragionare nel calcio. Percorso che ti porta a. Era impossibile, imponderabile, difficile, praticamente non possibile che il Napoli poi, che poi improvvisamente i quarti, poi a semifinale, poi devi arrivare in finale. No, i ragazzi si devono godere quello che hanno fatto, che ha dell'incredibile. Vai Claudia e poi torna. La narrativa poveraccia del cronista di Sky sul fallo di Gatto. Non c'era cattiveria. Ripetilo. No, ripetilo. Cronista di Sky che non so chi sei. Non c'era cattiveria. Guarda la faccia. Non c'è cattiveria in questa faccia.
non c'era cattiveria. Poi dopo chiede scusa, fa pure così. Marelli era più imbarazzante delle difese degli avvocati della Juve. Questo poi è il dopo. Questo è l'altra, è il continuo del libro, perché quello che succede in campo è una cosa, poi c'è la narrativa. Calciopoli cosa ci insegna? Che Moggi mica chiamava solo agli arbitri, Moggi chiamava Biscardi, perché Biscardi doveva dire all'Italia che questo arbitro che non ha arbitrato bene contro la Juve deve essere radiato, e Biscardi si metteva là e creava la narrativa. Signori, secondo voi è cambiato qualcosa? Non ci sono più telefonate, magari non vengono intercettati così, magari non c'è più bisogno di dirlo, è in automatico. Quelli che sono nei posti che comandano le televisioni e i mezzi di comunicazione lo fanno in automatico. Quello che ha più potere viene difeso a spada tratta, a palla ferma. Quello poi fa ancora più incazzare, perché durante l'adrenalina della partita io posso capire tutto, meno nella sala VAR, meno lo posso capire, perché là stanno seduti in poltrona. Durante la partita posso capire la confusione, lo stadio che è una bolgia, posso capire tutto. Ma negli studi dove voi siete al calduccio o al freschetto, dovete essere onesti con quelli che vi guardano. Ma voi fate 2+2. Quelli che vi guardano, la maggioranza sono di un certo colore, e quindi darete ragione a questi qua che guardano. E là ce lo siamo imparati il discorso. Basta. Il recupero lunghissimo. Abbiamo un grosso problema sul contropiede che subiamo, segnano con facilità. Amico mio, che ti devo dire, il Napoli ha quella forza di andare avanti, comanda sempre la partita, e quindi ogni tanto capita di subire un contropiede. Lo subisce il Real Madrid, lo subisce il Manchester City, lo subiscono tutti il contropiede delle squadre che giocano a pallone e hanno il controllo della palla. Devi andare a riempire, devi creare densità ed intensità e superiorità numerica, perché loro mettono il pullman. Quando mettono il pullman, loro si riversano poi in velocità. Qualche rischio lo devi prendere e devi essere bravo, come il Napoli è stato bravo tutto l'anno, a non subire gol. Poi se loro riprendono il pallone con un fallo sullo Botka, quella palla a Di Maria non ci arriva proprio se Milik non fa fallo. E Milik che facevo si è tuffato, si vede chiaramente. Signori, i replay sono in 4K, la dovete smettere di tentare di ingannare gli arbitri. Calma Luigi. Sembra che Gatti si candida a essere un ottimo erede di Chiellini e Bonucci, continuamente esaltato, scorretto e subdolo, e non ti posso dare torto. DNA, è il DNA, Kepler, hai ragione. Si parla di DNA in continuazione, la frase più amata nel calcio. Attenzione, Luis Beer, un bacio, thank you so much per il supporto. Attenzione, che volevo dire? Il DNA. Le frasi fatte, le banalità che dobbiamo... Gulam, un abbraccio a Gulam che ha detto un'altra, tutti quanti caricano stu fatto che a Napoli si piange 2 volte. Io sono arrivato con il sorriso e non me ne sono mai andato, sto sempre col sorriso quando penso a Napoli. Allora si può fare il racconto del calcio senza banalità. Grazie Gulam. Però questa volta teniamo tante di quelle autostrade dietro che non ci possono prendere. Fatemi vedere un'altra tabella. Dove stanno le tabelle? Fatemele vedere. Blachi, tocca a me aprire un ciclo. No, non siamo più scordatelo. Tu secondo me sei uno dei tifosi giovani che mi segue e io ti voglio bene, non voglio essere aggressivo con te. Ti devi dimenticare che veniamo rispettati. Lo hai visto oggi, amico mio, lo hai visto oggi. Il Napoli non è rispettato, e te lo dico con tutta la calma, da fratello maggiore, da cugino. Il Napoli non viene rispettato, non cambia il potere che viene da là, quel potere sta là, tutto succede là, le televisioni stanno là, sta tutto lassù. Il Napoli sta dando fastidio. Il Napoli riceve complimenti quando perde, facci caso. Poi sono costretti a fare dei complimenti a una squadra che ha messo il vuoto, ma il Napoli non viene rispettato. Scordatelo che il Napoli vince uno scudetto e viene rispettato. Scordatelo. Non capiterà.
Marelli è stato chiarissimo, rosso pieno e indiscutibile. Figurati Slight Marelli. Ma io Marelli non lo posso prendere più in considerazione, sai perché, Davide? Perché poi facciamo l'errore che lo chiamiamo in causa quando ci conviene e invece quando non ci conviene diciamo Marelli è disonesto. Quindi, dato che Marelli non mi piace come affronta le questioni arbitrali, non lo voglio chiamare in questione nemmeno quando dice una cosa a favore nostro, altrimenti è a convenienza. Non mi va. Non c'è bisogno di nessun ex arbitro, non c'è bisogno di Cesare, di Marelli, di Calvarelli, non c'è bisogno di nessun... Bastano gli occhi nostri, ragazzi. Rosso, chiaro ed evidente, ed è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Rosso, senza discussione, senza sentire i pareri di nessuno. È rosso da regolamento, non lo devi nemmeno black. Signori, basta l'intenzione del foul. Ce lo hanno ripetuto a pappardella Meret contro Lozano. Basta l'intenzione, non lo prende e Meret, basta l'intenzione del foul. Se Gatti fa così, guardatemi proprio nei line, se Gatti fa così e non parte la mano, quella è espulsione, da regolamento è espulsione e lo dovete accettare, i tifosi. Se Gatti fa così è minaccia, è intenzione del fallo, espulsione immediata per condotta violenta, subito, senza alcuna discussione. Dai, no? Sono talmente tante poi gli esempi che io non me li posso mai ricordare tutti quanti, non me li potrò mai ricordare, per questo mi serve la community che mi dà una mano. Come sono contento. Allora, grazie Luis Beer, si è zompato il messaggio, aspetta, fammi recuperare, avete ragione, sto come un pazzo, è colpa mia, eccolo qua, mamma mia, tu è proprio tu che non manchi mai. Ho urlato tutto il mio sdegno contro questa squadra senza colori, una squadra dall'atteggiamento indecente. Non critico nessuno, neanche Lozano, che farebbe meglio nel ruolo. Ma guarda, hai proprio ragione, mannaggia tu, meno male che l'ho recuperato. Lozano in fase difensiva sta facendo bene. Cioè, io se mi devo scrivere qualcosa di Lozano è che mi sta piacendo come sta dando una mano in difesa. È sotto Port che è diventato nullo. È mollo, come diceva Smalesani, molli, ma io sono mollo. Lozano è diventato mollo e poi aveva l'occasione di darla a cavare là, gli dà il passaggio, sta 1 contro 1, dai, siamo soli, è proprio vero, in tutti i sensi, Tore, in tutti i sensi siamo soli, perché abbiamo visto cose che... So che sei arrabbiato, ma vedo anche il fuoco della gioia che si avvicina. Avanti, restiamo uniti, ci siamo quasi. Rabbia come il gol di Ratto. Esatto, Claudio. No, ma è chiaro. Io adesso cerco di leggervi il più possibile. Dovete capire il mio stato d'animo. Sono felicissimo. Vorrei fare una live tutta così. Però è quando il Napoli vince che io mi devo far sentire. È quando il Napoli vince che il Napoli si deve far sentire. Il video non ha voce. No, che stai dicendo? Fabio Versatile, che stai dicendo? Se il video della reaction non ha voce, io preso alla lettera l'esempio di Guido, volare alto. Bravo Francesco. No, se ho postato un video di reaction senza voce alla fine. Spiegati bene, Fabio. Manca il secondo giallo a Rabiot, tra l'altro. Le gambe molli, è vero. No, Luca, non l'ho letto, sto cercando di prendere più messaggi possibili, ma siete veramente in tanti. La reaction senza voce. Ah, no, all'Alfredo vai. Allora, Fabio, non mi fa con questi telefoni tuoi Android. Fa cagare sotto. Stasera c'è Guido per vedere quanto è ringalluzzito. Di solito vola dopo serate così, hai ragione, e gli ho chiesto di venire tra pochissimo. Non possiamo permetterci di non avere Guido, che mi ha scritto un messaggio che non vi dico per privacy, ma lo farò dire a lui.
A Sky hanno detto che il fallo sul Lobo c'era, ma il VAR non doveva intervenire perché in Europa non interviene in queste situazioni come con il Napoli e Milan di Champions per il rigore dall'Alonso. È bellissima! No, Francesco, messaggio memorabellino di Sky. Cioè voi per dire che... Fantastico! Cioè non dobbiamo fare le cose come si deve regolare perché dobbiamo prendere l'esempio dall'errore in Europa. Ma questa è bellissima, questa è una cosa meravigliosa in queste situazioni. Vabbè. Elmas il prossimo anno si manda via Poli e Lozano deve partire titolare in quella fase. Vedi come cambia poi. Tatticamente si creano più occasioni e si è più pericolosi. Mi sa di un Valverde nel Real. Kvara riempi l'aria. Kvara riempi l'aria sì, lo deve fare. Su Elmas io sono d'accordo, è difficile di lottarlo direttamente lì. Dovete capirlo che Elmas per la sua duttilità, per la sua generosità si mette dappertutto e ti fa la partita e molto spesso ti fa anche la differenza. A volte no. Però io vorrei vederlo una volta partire da titolare in una squadra nel suo ruolo preferito, che potrebbe essere mezzala, potrebbe essere il sottopunta, credo sia il suo ruolo preferito verso il centro. Elmas però si mette a disposizione e lo fa. È difficile pensare di farlo partire titolare a destra, perché non è proprio non è il suo ruolo, però lo fa bene, si adatta bene. Capisco questo messaggio, è un attestato di stima che ci sta. Però lì si può crescere, ragazzi, lì è dove il Napoli è migliorabile. Ricordiamo che Gatti andava espulso. Ricordiamo. Forse la Superlega è proprio la soluzione se siamo invisi anche alla UEFA. Pietro e la Superlega, chi comanda, chi li mette gli arbitri, è una cosa privata. Chi li sceglie, chi fare gli arbitri? Lo sceglie il Real Madrid, la Juventus e il Barcellona. Loro sono quelli che vogliono fare la Superlega. E secondo te Super League, il Napoli viene rispettato dagli arbitri che vengono poi scelti dalla Juventus, dal Real Madrid? Pietro Pizzo. Vogliamo aggiornare le tabelline? Troppe cose da fare, Massimo. Comunque hai ragione, domani usciranno anche gli aggiornamenti delle tabelline. Io come faccio? Non si trova più. Quello di Gatti era talmente rosso che è diventato color sangria con le percoche ammonnate dentro. Quadrato disonesto, il Napoli è riuscito a vincere anche così, con quelli al bar invece che al VAR. Non siete abituati a vincere e si vede, fate tenerezza. Caro Rosario, sei fragile mentalmente, lo dico proprio senza problemi. Sei fragile mentalmente. Ti voglio un bene dell'anima, ti abbraccio fortissimo. Fatemi recuperare una cosa perché sei un po' triste, ma non fa niente, non fa niente. Non sono abituato a vincere, è vero. E se mi permetti, con il tuo permesso, io me la godrò per tutto l'anno, per tutta l'estate, finché non ricomincia il campionato. Noi ce la godremo con il tuo permesso. Non so che squadra tifi, non mi interessa, non so se la squadra che tifi è nella tua città, non mi interessa. Noi ce la godremo in tutto il mondo. E abbi pazienza se una volta vince anche il Napoli. Abbi pazienza. Ti fa così male che ogni tanto non vinciamo mai, non siamo abituati. Ti fa così male che vieni sulla live di uno che si chiama Azzurro Fluido e deve parlare del Napoli e dici fate tenerezza. TVB capala, raga. Non siamo abituati a vincere rubati. Poi vedi che te le chiami le cose. Io non voglio nemmeno scagliarmi contro i tifosi perché i tifosi sono sciocchi, sono gullible. Ma certe cose proprio non si possono vedere. Come vedresti Dalino nel Napoli in caso in cui la Juve retroceda? Amico mio, il DNA. Non siamo abituati a giocatori così. Danilo, per carità, è forte, è fortissimo. Non lo so se il DNA si sposa con il nostro. Non lo so. Figurati, posso chiederti come la pensi il discorso sul nostro fair play quando si prende la mano sul rilancio? E che lo sai come la penso, amico mio.
Siamo fatti così, fino alla fine, partite decisive, partite dove tu dici, ma un piglio pallone e me ne vado, con questo a terra ne approfitto. No, il Napoli preferisce fermare il gioco perché il ragazzo sta a terra e speriamo non abbia nessun infortunio grave. Oh sì, superiori, dimostriamo superiori, ci dimostriamo superiori anche su questo. Vedo Spalletti molto provato, poi mi direte le parole di Spalletti. La partita è stata vinta per giustizia e fallo di Gatti era rigore e espulsione. Non lo so nemmeno dove era in aria perché io avevo i problemi tecnici, non lo so dove era accaduto la cosa. Sule e Fagioli. Secondo molti media italiani questa del Napoli è una stagione quasi fallimentare, mette che cosa? Abbiamo fatto fuoco e fiamme sia ma non stanno questi media italiani, no, non credo che nessuno lo possa dire. Non credo che nessuno lo possa dire. Se mi trovi il media italiano che parla di stagione fallimentare, io scommetto che l'unico che può parlare di stagione fallimentare è qualcuno dei nostri esaltato, ma il media italiano che parla di stagione fallimentare non me lo trovi. Se no, mandamelo così. Se parli poi di un paio di youtuber del cazzo, quelli non vanno ascoltati. Loro mettono Chiesa di Maria, noi Elmas, assist, Raspadori, gol. Fagioli con le cozze, grande Vincenzone. Rosario, sai già che l'anno prossimo le partite guarderanno di sabato, la domenica libera, quindi se avete deciso che è tifoso, la partita è stata vinta, l'abbiamo letto, non ripetete troppi messaggi ragazzi, sono solo Alice Guardagatti, cerchiamo di prendere più messaggi possibile. I like quanti ne sono? Quanti like siamo? Allora, De Zerbi, perché no? Visto che De Zerbi sta facendo esperienza, io la fase difensiva di De Zerbi, quando l'abbiamo visto con il Sassuolo, non mi ha sempre convinto, onestamente. Io ti dico una cosa, non lo so quanto De Zerbi sia cresciuto, maturato, sicuramente è un allenatore importante, che sta facendo grandi cose. C'è De Zerbi, c'è Italiano, che pure sta facendo un lavoro importante con la Fiorentina. A me di quelli di cui non se ne parla ancora, e se secondo me se ne parlerà, è Palladino del Monza, perché Palladino arriva al Monza disastroso e con l'acqua frigge una bella grigliata una grigliata di pesce con l'acqua. Secondo me Palladino è un allenatore di talento, poi bisogna vedere, ci deve essere dell'altro, perché non basta avere il talento, non basta avere le idee, serve la personalità, serve saperci fare con i giocatori, serve saperci fare con la stampa, serve avere una certa comunicazione, serve l'esperienza, serve andare poi a parlare con i giornalisti e dargli del tu, conoscere i giocatori che ti vengono a intervistare. Ecco perché con Spalletti siamo andati bene, perché Spalletti non te lo fai. Se dici una cosa in un certo modo, Spalletti ti risponde in faccia, e ha risposto ai media nazionali come ha risposto ai media napoletani. Quindi uno come Spalletti al momento io non lo vedo, non lo intravedo, non lo so. Io spero fino in fondo che possa essere confermato. Se non dovesse essere confermato, ne parleremo poscia. Allora, non sapete che Gatti è un tifoso del Napoli, ha dato quello schiaffo per motivare Kvara, come dire dai svegliati. Noi facciamo le battute, ma intanto quella è una cosa gravissima, ragazzi. Si dice che nell'intimità di Quadrato non si capisce chi simula di più. Ah, commento Mirabellino sottile. Adoro Giuntoli ha fatto un miracolo, che lo vogliono prendere in colorati, lo dice Guido da 1 anno e mezzo ed è sicuro che come la Juve possa aver messo gli occhi addosso a Giuntoli, sicuramente tutte le altre squadre. Giuntoli merita questo tricolore come tutti quelli che stanno nel Napoli in questo momento. Un abbraccio Simone. Spalletti è filosofo, non so quanto farà restare in questo tipo di ambiente nel sistema Italia. Una song per questo di colore tipo Messico 86, caro YouTube user, quello chi è? Michael Jackson. Vediamo cosa succederà. Ho saltato la donazione, ma fa niente. No, vinceremo il tricolore. Arostà, devo recuperarla subito. Francesco, dove sei? Mi salta tutto.
Non ti vedo. Non ti vedo, però ti ringrazio. Non ti trovo. Sono volati. Ti voglio bene, Franci. Juan Vicente Salavert Leon, benvenuto sul canale, benvenuto. Proverò a scendere, Luca, lo saprete prima di tutti. Sì, sta sopra, non l'ho trovata, amico mio, però ti ringrazio tantissimo. Vinceremo il tricolore, hai ragione. Davide, a prescindere dalla vittoria sono molto arrabbiato, questo VAR viene tolto una volta per tutti o si dà la possibilità alle panchine di rivedere l'azione, così si passano le partite. Amico mio, no, stai facendo, vai col giaguaro, stai facendo quello che vogliono loro, creare confusione per poi finire a dire il VAR non serve. No, senza il VAR Milik non chiamava il fallo ed era gol di Di Maria. No. Le schifezze continuano ad esistere, ma almeno vengono limitate, amico mio. No. La possibilità di chiedere alle banchine di rivedere l'azione, il challenge è sicuramente una cosa importante, perché secondo me se tu chiedi il challenge e costringi l'arbitro ad andare a vedere il pugno con quella faccia cattiva, là deve spendere, quella è sicuramente una cosa. Però attenzione, video dagli spogliatoi dei ragazzi, One Starving Italia, che poi io mi perdo le donazioni mentre rispondo a lungo e sbaglio io. Fammi recuperare. Grande. Thank you so much, my friend. I'm so happy. You have no idea. And tonight I'm gonna go play my music at bank e vado con la sciarpa di Kvaratskhelia. Grazie, amico mio. Un bacione gigante. Bello vedere Milik esultare. Eppure continuava a dire si è tuffato, sei disonesto. C'hai l'amico tuo Zielinski, dai. Buonasera. Chi non ha marcato Raspadori sul gol, proprio Quadrato che stava pensando a fare tuffio. Bravo Ottavio, bravo. Tonight's gonna be a good night. Ah, certo, io gliel'ho detto agli amici, ragazzi, noi dobbiamo suonare stasera benissimo. Sarò o contentissimo o molto incazzato, che già avevo previsto tutto. Però io vi dico con tutta tranquillità e lo voglio ripetere perché questi sono 3 punti bellissimi che hanno un valore che va al di là della classifica, lo voglio ripetere. Andava bene benissimo il pareggio, andava bene anche la sconfitta, lo scudetto non era in discussione, non lo è mai stato, mai stato in discussione. I filotti questa Juventus non li può fare, hanno fatto fin troppo, giocano malissimo. La Lazio stessa cosa, Sarri, hanno rosa corta così. Il Napoli ha fatto il miracolo prima, l'aveva già fatto. Quindi abbiamo creato talmente tanta distanza che adesso ammazzatevi tra di voi, calcisticamente parlando, per entrare in Champions League e dovete vedere i punti tolti, ridati, la penalizzazione. Sono tutte guarattelle che non ci riguardano. Il pareggio mi andava benissimo, la sconfitta avrei pompierato. Poi dipende da come arriva, perché uno pensa, hai perso brillantezza, come arriva. È arrivata una vittoria di un significato simbolico incredibile. Juventus, Napoli, a casa nostra, a casa loro, a casa. 3 punti, a casa, ciao. I'm having the best freaking night of my life and whatever it takes me, I'm down for the ride. Spalletti, manca ancora un po' per stappare le bottiglie. C'ha ragione Spalletti, c'ha ragione da vendere. Quanto mancano? 5 punti. Madonna mia. Voglio vedere se il Milan vince l'anno prossimo, se rimangono tutti. Questo campionato fa anche esperienza. Voglio vedere se il Milan vince l'anno prossimo, se rimangono tutti. Ma tu dici se rimangono tutti i nostri? Chiaro che questo campionato fa esperienza. Ragazzi, per quanto riguarda i nostri, io ho fatto... Poi lo riprendiamo questo discorso, perché ho fatto una domanda specifica a Santa Croce, a Fabiano Santa Croce, che secondo me è importante, ve la devo postare ad un certo punto, quindi voi state tuned, iscrivetevi al canale, lasciate like. Hai ragione Valeria,
Ma ti rendi conto della vittoria, del modo in cui è arrivata questa vittoria? Ti rendi conto che poi, ma perché vi guardate il calcio se è tutto stabilito a tavolino? Per serate come questa ci guardiamo il calcio anche se è tutto stabilito a tavolino, perché tu le fai e poi alla fine succede l'imponderabile. Il gol di Koulibaly era l'imponderabile, poi ci hanno messo una pezza a quell'imponderabilità in qualche modo, perché c'era ancora tempo. Adesso non c'è più tempo, perché la mia reaction finisce questa volta no. Mamma mia. Mi ha mandato su Instagram il video di spogliato, mi viene da piangere, ma quindi sabato se vinciamo e la Lazio non vince posso piangere veramente? Se vinciamo e la Lazio non vince, esattamente, amica mia, esattamente. E io, che ci sta? L'Udinese, Salernitana, qua l'Udinese, perché poi è alle 9 del mattino a me, sabato, e poi si deve aspettare l'Inter con la Lazio. Se l'Inter non vince, ti fare tutta la vita per l'Inter. Gol alla Mertens di Raspadori, vero, di sinistra, al volo, gran gol tra l'altro, se ne deve parlare anche tecnicamente. Gli avete, Ettore, tu non sei dei nostri, di chi sei? Che bel cane che c'hai. Ah, fa amore prima di tutto, poi qualcuno ci deve spiegare perché Gatti non è stato espulso, ma stiamo scherzando. Capisco la linea editoriale, ma sentire telecronisti di DAZN osannare la difesa della Juve quando attaccava il Napoli, tutto molto esilarante. Ravezzani dice che il VAR sulla botta non deve intervenire dal regolamento, per onestà ammette il rosso. E spiegatemi perché, ragazzi, non doveva intervenire. Se quello è un chiaro ed evidente errore che porta al gol, dove sta questo regolamento? Allora vuol dire che un altro protocollo che poi deve servire per togliervi dai guai quando è il caso. Improvvisamente il VAR non doveva intervenire quando quello è fallo di Milik evidente, altrimenti Lobot che aveva tolto il pallone e il Napoli c'aveva la palla. Dai. Come l'hai visto Anghissà? Nelle ultime partite decisamente più attacca che stacca, sì. Stasera secondo me bene, anche se stava perdendo quella palla sanguinosa al limite dell'aria, sì, un paio di volte pure qualche cosa gli è sfuggita, però ci ha messo il fisico, ci ha messo l'esperienza in un paio di volte, anche in mezzo a tre, più attacco, sì, proprio sposo il tuo messaggio, Valentina, più bene che male. Ancora non è quello di inizio stagione, sicuramente, ma può essere pure che quello di inizio stagione lo vedremo più, Io mi sto facendo pace. Un Anghissà come quello di stasera, che non è il top player che deve giocare per forza nel Real Madrid, va più che bene. Nei pro e nei contro te lo tieni. È l'Anghissà di qualche partita fa che proprio era più deleterio che altro. Ma già l'Anghissà della Champions non era male, perché poi non meritava di essere espulso. Calma, Forza Napoli, non ancora. Kvara in calo? Secondo me no. Emiliano, secondo me assolutamente no. Si è dovuto prendere un pochino sulle spalle la squadra e quindi gli hanno dato tutti i palloni e cercato di risolvere a volte da solo perché si muovono poco intorno a lui e perché Osimhen, ricordiamolo, è nemmeno al 50% della forma. Quindi Kvara ha cercato di prendersi lui un po' di responsabilità, è comunque un pericolo pubblico, lo devono raddoppiare sempre. La storia di Calabria che ha annullato Kvara è un falso storico clamoroso. Kvara se ne è andato, poi gli è mancato la precisione nel tiro. Sicuramente non è il Kvara dell'andata. Il Kvara dell'andata, io ho detto una cosa oggi agli abbonati, che le Audi adesso è in formato Kvara girone d'andata, cioè che gli entrano anche palloni difficilissimi, che se ne scappa brillante, e Kvara, Leao poi ha avuto un down importante durante tutto il girone d'andata e quello di ritorno. Adesso sta avendo il suo momento di forma Leao. Kvara è meno brillante sicuramente, ma io devo ricordare, oltre all'età giovanissima, che non ha fatto nemmeno vacanze il ragazzo, quindi lui più di altri meritava un po' di riposo. Tra le infradite e gli scarpini Zambù ha messo le galosce, ma va bene così. Ah, sei di Catania, grande Ettore, allora siamo proprio fratelli. Vediamo quanto dura, esatto. Sono d'accordo con gli Annicelli, dicono campionato mediocre, ma se ci sono 5 italiani in finale come fa a essere mediocre? Vittoria morale di tutto il Sud. Sulla vittoria morale di tutto il Sud sono un po' dei dubbi, che poi vogliamo vedere se questo Sud effettivamente tifa per noi o no, ma va bene.
Per quanto riguarda il campionato mediocre, io insisto, e potete pensarla come volete voi, in generale tutto il calcio è più scarso rispetto al calcio che conosco io, Davids, Nedved, Cannavaro, Stam, Ronaldinho, è più scarso, vedo. La questione che vi dovrebbe far riflettere, al di là dei punti che si fanno in Serie A e che poi non reggono il doppio confronto, è lì che poi tu dici ok, mi spendo la mazzetta, visto che in campionato sono andato male, adesso è il momento di spendermi mazzette, e basta vedere la scelta del Milan, no? Ne cambia 10 contro il Bologna, pareggia contro il Bologna per poi spendersi la mazzetta in Europa e puntare tutto in Europa. Ma c'è qualcuno che piangerà, c'è qualcuno che alla fine che rimarrà senza titoli e piangerà, e dovranno sperare poi di rientrare nella prossima Champions League. Vivo a Roma, rischio la vita, la domenica festeggio. E che devi rischiare? Proprio a Roma, ecco, poi non ci vuole bene nessuno, siamo d'accordo, ma proprio a Roma dovrebbero apprezzare un cambio d'aria. FP Record, benvenuto. Ho fatto uno screenshot della faccia di Marchese. Bravo. E se il cavolo l'avessimo avuto 2 mesi fa, con campionato ancora in ballo, ma noi non ancora in ballo, cioè meglio o peggio? È sicuramente peggio, perché avremmo perso poi terreno in campionato, poteva succedere la psicosi, la paura di perdere, di non vincere, e invece no, era bene rimanere proprio per non creare il punto a punto, ragazzi, perché con il punto a punto succedono le schifenze, invece no, viaggiare alto, in alto da tutti, che non ti vedono, quella foto di ragazzi così, e poi se hai il calo finale non fa niente, va bene così. Ci vorrebbe una regola che dia la possibilità ai capitani di chiedere la visione del VAR 1 o 2 volte durante la partita. E il challenge esiste in tutti gli sport. Ma così, per provare a parlare di campo, gli XG, vediamo un pochino se sono già usciti. Per sfizio, è uno sfizio che mi voglio togliere anche io. Juventus 0,28, uno dei più bassi di tutto il campionato, e Napoli 1,73. Non scherziamo proprio. Un saluto dalla Grecia. Vincere di corto muso allo stadio è un spettacolo. Valerio, sei un grande, dove troviamo la tua musica? Grazie Stefano. Ci sono delle cose su YouTube, Valerio Fluido, c'è Valerio Fluido Celentano su Spotify, a volte posto delle cose sul mio Instagram @ValerioFluido. Grazie. Ci sono state varie simulazioni, ottimo arbitraggio. Varie. Se abbiamo 5 squadre si deve ringraziare il Napoli che ha chiuso il campionato con i mesi di anticipo. Esatto. Oggi ha giocato meglio di martedì scorso, un tuo parere? Sono indeciso. Secondo me simile, sai? Simile. Alla fine è chiaro, non ci dobbiamo far prendere dal risultato per decidere. Secondo me non giocò male il Napoli contro il Milan. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Giocato meglio all'andata, però secondo me, nonostante poi al ritorno noi pareggiamo 1-1 nel finalissimo, secondo me il Napoli dell'andata ha più da recriminare, e oggi abbiamo fatto la partita che si può fare contro la Juve che ti aspetta, ragazzi, devi cercare di scardinare, a un certo punto si allargano le maglie e riesci anche ad entrare. 0-0, ripeto, andava anche bene, ma sarebbe stato, per quello creato specialmente nel secondo tempo, che si crea. Lo vedete che si crea? Si erano creati i presupposti. Got Kim. Vero, Kim è tornato alla grande oggi. Sai cosa mi fa arrabbiare? Che anche certi da sud non ci possono. Esatto, amico mio, esattamente. Ciao Mario. Tu là a Trieste devi cacciare le bandiere, le cose. Bellezza. La partita è stata vinta con i cambi al 65esimo. Elmas Zielo ha cambiato la partita. E non dimenticare, Anna Maria, anche i raspatori, perché proprio loro tre hanno confezionato la scatola della partita, come dice Spalletti. Ha confezionato il gol finale. Nella Sara VAR oggi c'era Lino Benfi che rispondeva al telefono: rigore, la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. E se ne va. Vinceremo il tricolore.
una menzione per i tifosi in quell'angolino del Napoli che si sono sentiti, li ho sentiti, bravi. I tifosi in trasferta quest'anno sono più efficaci dei tifosi in casa, bisogna dirlo. Li ho sentiti in TV, combattevano i cori che noi non siamo napoletani, e lo so che non siete napoletani, quindi bravi anche i tifosi. Ma Quadrado, che guarda caso si tuffa la Cagnotto quasi allo scadere, l'ho visto solo io, niente di meno. Giuliano, l'hai visto solo tu. L'hai visto solo tu. Ma tu dici dopo quello là famoso che lui chiedeva il rigore. Stesso risultato, stesso minuto, finale diverso. Mamma mia. Ciao Mod. Grazie Roberto. Io immagino quelli che abitano vicino a me. Vincere oggi così nella capitale dei piemontesi, rappresentando tutto il sud, è storico oltre che politico. Ho sentito anche tornerete in Serie B, grande Losco, e questo non l'avevo sentita, però ho sentito anche un sarò con te, però penso fatto da loro, non lo so, me lo potete dire voi. È vero che hanno fatto un sarò con te diverso a sfottere? Fatemi sapere. La mia reaction più bella è Goduria, che bellezza. Quando lo vinciamo, Angelo? Vinciamo con la Salernitana, poi dipende, se vinciamo con la Salernitana, ragazzi, dipende dall'Inter. Dipende tutto dall'Inter. L'Inter però c'ha la Coppa Italia, c'ha tanti impegni, non è un Inter brillante, è un Inter che perde. Quest'anno è un Inter che sa perdere. Diciamo quello che è. Però noi speriamo così. Se non è così, poi di volta in volta vediamo. Io avevo pronosticato tra Monza e Fiorentina, probabilmente si può fare anche prima. Guarda caso su gol di calciatori manca proprio la copertura che era impegnato a tuffarsi nell'area nostra, esatto. Grazie mille Carlo. Quanto sono entrati bene Elmas e Zelo? Sì, proprio sì. Esatto. Per non perdere nulla sulla giusta, unisciti al canale Telegram ufficiale, perché nel canale Telegram ufficiale io posso postare dei contenuti che alle volte non posso postare su YouTube. Pensa te. Eravamo noi, non lo so se era fatta da noi, si sentiva proprio forte. Voglio 8 di fila, voglio 99 punti. È chiaro, Luigi, che ci farebbe piacere poi non mollare, però io ho fatto una previsione, avevo detto, e spero che questa mia previsione venga confermata, che nel caso in cui il Napoli lo dovesse vincere in anticipo e ci sarà poi un po' di ricambio, il Napoli vincerà partite con dentro Zerbin, Dem e Beresischi. Il Napoli vincerà partite con dentro Zerbin, Dem e Beresischi. Ne sono convinto. Vediamo. Però sì, è chiaro, dobbiamo onorare poi il campionato, perché sarebbe nemmeno giusto poi staccare la spina e regalare punti di qua e di là. Bisogna fare il più possibile, bisogna entrare nella storia, creare un precedente, dare fastidio alle squadre che ti stanno dietro, essere onesti e corretti contro tutte le squadre, che poi dipende poi il quando, perché quelli che ci hanno affrontato finora hanno affrontato un Napoli deciso e cattivo, e quelli che ci affrontano dopo regaliamo i punti. Non si fa, noi non siamo così. Cosa ne pensi di Almada? Credi che si possa sostituire a Zielinski? Sinceramente Zielinski non lo venderei, piuttosto andrei a non riscattare Ndombélé. Il discorso che fai è giusto, non credo che si riscatti Ndombélé, ed ecco che il Napoli, se è vera questa storia di Almada, probabilmente ha individuato una mezzala che può giocare anche esterno, a quanto ci sta dicendo chi lo conosce bene, chi lo ha visto giocare. Io non ho visto neanche mezzo highlight, quindi non faccio video e non ve ne parlo. Quando poi lo vedrò, lo vedete sul canale. Quando io ho scritto mi sbilancio e avevo visto diverse partite di Kvara con la nazionale e ho detto mi sbilancio, questo ragazzo è veramente forte e farà la differenza. Almada non mi sbilancio, non lo conosco e aspettiamo che poi, perché può essere pure che non arrivi, quindi parliamo di cose inutili. Ma quindi per la legge dei grandi numeri la prossima partita la Juve la ruba con errori di Orsato? Ah no, quello era un altro anno. Si stracciano tabelle. Almada dei movimenti finti di colpo alla Mertens non ne ha fatto male. E allora me la giaverei, mi state dando curiosità. Il pugno in faccia a Kvara non si può vedere, il rosso diretto. Esatto, Vittorio. Io poi lo so che voi state venendo alla spicciolata. Io ho fatto... Chi se lo vuole recuperare questa live?
a inizio live sono andato proprio a ruota libera su Quadrado e su Gatti. E sentite anche tu i tifosi, eh? Ragazzi, ma i like? Non parlo più. They don't leave the likes on the day. It's crazy. Why not? I don't know. They're like, we're winning everything and they don't leave the like. I don't understand. Dai, non parlo più. Siamo autorizzati, ma figurati Tore, io l'ho fatto tutte le volte e lo continuerò a fare. Adesso è tardi. Sono messaggi e sono post di Instagram che si devono fare a prima mattina, si devono svegliare così. I like, ragazzi, mi piace, lo dico in italiano. Non scrivo da molto, ho avuto poco. Land Snake, ho avuto poco tempo quest'anno di seguirti, però non potevo passare a godere insieme stasera. Vorrei ricordare questo scudetto e anche di quelli che sono andati via. Mi piace questo messaggio perché è il percorso che porta, quindi va bene, è giusto così. E Spalletti è arrivato dicendo questo e io ascolto il mio allenatore. Ho ascoltato tutti gli allenatori per capirne un po' di più. E una delle cose che Spalletti ha detto, io riparto da quanto fatto bene di Gattuso, ci metto qualcosa di più, quindi vale per il lavoro dell'allenatore, vale per il lavoro che hanno fatto i giocatori negli anni precedenti e vale questo di adesso. Bene, i like. I know, right? I know. They say you have a nice voice. Yeah, thank you. She goes, thank you. And when good. Right, so chiede più donazione così possiamo comprare i mobili. Beh, io devo riportare quello che lei dice, non è una cosa mia. Like messo, 470 like. Possiamo migliorare, possiamo arrivare a 500. Dai. Mio figlio di 8 anni le sa fare meglio di oro le tabelline. Mi ha fatto Rafa, hai ragione, altra cosa interessante che è venuto Benitez a parlare del Napoli. Questo scudetto viene da lontano. Benitez, vi ricordate il ci può stare di Benitez? Ci può stare Benitez. Io ringrazio l'algoritmo per essere entrato nel tuo canale. Grazie mille Enrico. Noi piano piano ma cresciamo. E sono contento di averti. Il pugno in faccia di Gatti con tanto di bava alla bocca, il simbolo dell'anticalcio dell'Allegri, per non giocare a pallone ma picchiare, e ha vinto il calcio. Niente di meno, Jacopo, non hai visto la partita? E allora ti consiglio veramente di ritagliarti 90 minuti del tuo tempo e di recuperartela senza ansia, così tu poi quando te la sei vista vieni da me e dici senza ansia, sapendo già che abbiamo vinto, e dici è stata una partita così e così e così, la correttezza, le decisioni arbitrali, perché vedere questa partita senza ansia sarebbe un esercizio proprio di studio fondamentale. Ma appena si entra in live è automatico, esatto. Almada 6 partite, 4 gol e 5 anni MLS, ha un tiro e un dribbling favoloso. Just Sniper, ovviamente ti devo ricordare, ma voi lo sapete già, che poi in MLS Bernardeschi è un fenomeno. Bernardeschi segna quasi tutte le partite. Tra l'altro un abbraccio a Insigne che è tornato in campo e che ha segnato, però il Toronto ha perso 4-2. Insigne ha segnato il 4-1, erano sotto di 4 gol. L'MLS è un campionato così e così, onestamente. Bernardeschi fa la differenza. Giovinco era un fenomeno. Quindi non vale l'MLS. Poi se uno è forte, come Kvara veniva dalla Russia, da dove giocava lui, e comunque poi si impone, non significa che non può essere forte anche in Italia, però l'MLS non è molto allenante, dobbiamo vederlo con noi e andare cauti, halm, esatto. Prova spesso la giocata e gli riesce, perché poi gli riesce. ADL chiedesse contemporaneità Napoli, Salernitana e Inter Lazio per festeggiare lo stadio. Bella storia, non credo si possa fare. Bella storia, non credo che si possa fare. Credo per gli impegni dell'Inter non penso che possano anticipare, ma è una bellissima considerazione.
Koulibaly alla Juve, giunto alla Juve, non pensavo che la Serie B fosse così competitiva. Aia. Raspadori che entra all'86esimo e segna. Quanto vale farsi trovare pronti anche se sei di giocare 5 minuti? Spalletti ce l'aveva detto. Bella partita Ndombele, ragazzi, onestamente su questo non sono d'accordissimo. A me non era dispiaciuto Ndombele con il Milan, onestamente, nonostante quella fella che poi lo porta a gol di Giroud, non mi era dispiaciuto. Oggi così e così, onestamente, non 6. Anche altre volte poteva andare al tiro, invece la passata, insomma, non mi ha entusiasmato, onestamente. Quando poi è entrato Zielinski si è vista la differenza. Raspadori ha fatto il Simeone. Io il 30 sono a Milano, forse mi vado a... Mamma mia. In caso sono tentato di andare lì con la mamma. Ma certo, ma devi, non credo proprio che nessuno possa dirti niente. Sei tentatissimo, vai, Francesco, e riporta. Non tira, sono d'accordo. Si trascina il pallone, infatti sì, non mi convince. Scusate, ma noi siamo a 78, la Lazio a 61, mancano 21 punti, 7 partite. Quindi se noi vinciamo e loro perdono andiamo a più 20. Quindi tecnicamente non è male. Sbagliati calcolo. Come hai sbagliato i calcoli? Fammi capire. Lo stanno dicendo tutti, non si trova. Com'è possibile? Non dire parolacce che non le hai mai dette. Non le dico. Ho detto la parolaccia, Lucio. Se l'ho fatto chiedo scusa. Ma certe volte è difficile trattenersi, perché sono giornate in un certo modo, ma torniamo subito sulla terra e chiediamo scusa. Vittoria all'andata, prima della penalizzazione, vittoria nel una prestazione solo. Yes! Esatto. E io ringrazio e do il benvenuto a Guido Gentile. Vai. Era una fredda giornata del marzo del 1993. Mi ero appena iscritto all'università, mi ricordo che ero più o meno solo in un cinema. Stavo vedendo un film francese di una regista donna, perché nel pieno cinema muscolare, no? Sono gli anni di Schwarzenegger, di Terminator, già mi andavo a scegliere dei film un po' più particolari, prima che diventassero fighette certe cose. E il protagonista è uno straordinario Vincent Lindon, che nel corso degli anni è diventato sempre più bravo e più affascinante, nonostante gli occhiali. Nei primi minuti di questo film, lui si sveglia di notte, di prima mattina, e la moglie lo ha abbandonato così, senza una ragione apparente. Totalmente allampanato, stralunato, va in ufficio. Lui è un avvocato anche piuttosto bravo, cercando di trovare conforto tra colleghi e amici. È appena vinto una causa, ma non una causa normale, una di quelle cause che ti capitano forse una volta in 20 anni, 30 anni, che fa fare milioni e milioni allo studio associato presso cui lavori. Quindi lui, almeno da quel punto di vista, è sereno. E invece trova sulla sua scrivania una lettera di licenziamento, perché è diventato troppo bravo. Questi sono i primi 3 minuti del film, che si chiama... Prego, Valerio, benvenuto. No, vai. Benvenuto. Che si chiama La crisi, e vi invito a vederlo. È tutt'altro che deprimente, anzi credo che un paio di volte potreste anche cadere dalla sedia dalle risate. Questa settimana pareva una settimana di crisi, perché ogni tanto le cose vanno male nella vita, nel lavoro, in amore e anche nello sport, ma mi sembra di ricordare di avervi detto: state sereni, state molto sereni, non per scimmiottarmi, non l'ho mai fatto, anzi a qualcuno gli starò pure sui denti, ma alla forza dei miei numeri che studio in maniera forse anche ossessiva, l'esperienza, un ragionamento, la mia famosa logica deduttiva mi faceva dire: state molto sereni, perché le storie d'amore, che siano sportive, che siano appunto quelle più, insomma, logiche, che dice la parola, no? Tra due innamorati, passano anche attraverso momenti di crisi, no? Ma il momento di crisi, diciamo, fa parte non solo della crescita, ma anche della bellezza
della storia che sta vivendo. E questa doveva essere la bellezza del momento che noi vivremo fra poco, che è stata rovinata non dalla dolorosa eliminazione in Champions League, che comunque è dolorosa, non è? Ma da una ansiosa e ansiogena narrazione di stabilire questa data, che ha fatto perdere non tanto l'obiettivo, tanto si sarebbe vinto ormai la classifica, Guido ve lo diceva, erano le prime 4+4 giornate che potevano crearci problemi, dove abbiamo però fatto 12 e 10 punti, quindi ormai ragazzi, io non ho ironizzato su quelle classifiche, tra l'altro fui il primo a mandarla a Valerio prima che comparisse sul web, no? Perché non so se è stata fatta da un bambino, se è stata fatta da un bambino noi lo abbracciamo e giochiamo con lui. Il bambino, diciamo, una persona sotto i 15 anni, da un bambino a un adolescente. Se tra i 15 e i 20 e lo zio Guido una chiacchierata lo vuole fare per prepararlo alla vita, sopra i 25 è inutile perdere tempo. Sì, perché non si può più cambiare mentalità. Era assolutamente ingiustificato perché faceva perdere di vista non tanto l'obiettivo, che ormai è questione di giorni, una settimana, 2 settimane, ma il gusto dell'obiettivo, e ha reso ancora più triste l'eliminazione di Champions League. E ieri, anzi no, ieri perché sì, è sabato, quando sono tornato nel mio Ferramenta, il tifosissimo napoletano, e da parecchio che non ci andavo, chiedeva aiuto, ho detto stai tranquillo, oggi c'è tanta gente, poi tornerò, lui mi considero un vate giornalista, ma stai proprio sereno. E lui ha detto, se tu mi dici che stai sereno, stiamo sereni. E il Napoli è entrato in campo sereno, senza ansia. Qualcuno potrebbe dire anche un po' poco brillante, perché nel primo tempo la Juve è pericolosa con le sue ripartenze, questo 3-5-2 abbottonatissimo, invece noi volevamo fare il Barcellona che entravamo in porta con tutta la palla, quindi sembrava che arrivavamo lì, e tranne non belè, ma perché? Insomma, essere volgari e attirare in porta, ho detto tanto questo centrocampo che è stata un po' la classica partita del Napoli, che per tutto il campionato ha avuto questo centrocampo roteante, dove i giocatori si scambiano le posizioni. È vero, anche stato tornava molto dietro oggi. È stata la caratteristica, forse per questo anche Don Belé ci ha messo tempo a entrare in questi meccanismi che non sono stati notati in questo campionato. È stata una delle chiavi vincenti di questa annata, che è ottima, poi lo vedremo anche nei numeri. Nel secondo tempo il Napoli ha detto, proviamo poco, nonostante la mancanza di brillantezza, a alzare un po' i ritmi. Osimhen, avete visto, vi ho detto, ci metterà un mesetto per entrare in forma, ma si è fatto male, non è colpa sua, non era mancanza di volontà, di concentrazione, non sono robot come Di Lorenzo, incomincia a essere meno brillante, per quanto partita solidissima. Spalletti fa cambi tardivi, come sempre, ma vincenti. Il Napoli prende anche un gol, giustamente annullato nel primo tempo. Non dovete prendervela con gli addetti al VAR, sono arrivate le pizze, pare che mi hanno detto erano anche piuttosto buone, quindi insomma ci avevano a che fare. Nel secondo tempo le pizze sono state mangiate e ben digerite, il VAR insomma si è riacceso e giustamente hanno annullato un gol irregolare. Il Napoli non si è accontentato del pareggio, perché era giusto legittimare questo campionato con le 2 vittorie, con la squadra che in questi anni ci ha ripetutamente tolti scudetti. È simbolico, Guido, no? Meritati. Il Napoli vince una partita meritatamente, e adesso saranno settimane prima, durante e dopo di questa cosa qui. Non c'è il terzo, è ancora quella del secondo, però dovete consentirmi. Io ce l'ho qua. Grande. 3 minuti e 49. L'altra non volta ho male. visto che è meglio essere più breve. Non male. Allora voglio ringraziare, perché nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi con donazione. Vito mi manda donazione per mobili o per un computer nuovo, visto che sto avendo un sacco di problemi, e ho visto, Guido, che tu mi hai mandato delle cose però non credo di riuscire a farle vedere perché sto in uno schermo solo. Decido io, non ho voce, non ho tempo, il che fare preme, ma che goduria Giacomino, forza Napoli sempre. E ringrazio Provito, e ringrazio Pasquale Cervero, Ford Comò. Vedi, they're sending money for the furniture. Yeah, they are. That's good. She says thank you. Oltre lo schifo juventino, forza Napoli sempre. E ringrazio anche Valentino
Kvara soffre un po' la non sovrapposizione del terzino, questo secondo me è un bel tema. Olivera veramente non lo vedo mai dargli l'opzione sull'esterno. Buonasera Guido. Guido l'ha fatta quella volta, quel movimento a rientrare quando quasi è tentato di fare il colpo di tacco, che con Mario Rui lo fa, però con Olivera che non va, ha meno soluzioni. Sono sembrati, non per egoismo, una squadra è sembrata compatta, quasi a volte stare soli, no? Si tratta di capire se per mancanza di certi meccanismi o per scelte tattiche. Vedi, nel corso di questi 2 anni insieme sono nate domande che testimoniano sempre più un'attenzione di campo da parte delle amiche belline e amici bellini. E io, per presunzione, potrei sparare un sacco di stupidaggini. Dico, dal punto di vista, diciamo, puramente visuale, cioè di quello che noi abbiamo visto nella partita, assolutamente sì. È quello che si tratta di capire mancanza di una certa amalgama, brillantezza o scelte tattiche però è vero, nel senso. È un passaggio. Fammi dire ad Emiliano che in effetti non trovi una bandiera bella. Per caso sul fluido.net abbiamo bandiere, ne ho postate 2. Non le ho pubblicizzate troppo perché sono sempre con quella cosa, però chi ha visto quella cosa, ce ne sono 2 da poter scegliere e magari ti piaceranno. Jacopo Statti dice: Guido, chissà se leggerai questo messaggio, non riesco più a guardare il calcio, violenza, bugie, unfair play, narrazione dominante, il mio cuore non regge più. Allora, manco fa la posta. Sabato ho incontrato 2 amiche, in realtà loro sono molto orfane del Guido Cinema, che ormai si sta, diciamo, spostando in tante altre città. E una mia amica che è Sandra, lei sì che non ha tradito i valori della sinistra, litigava con la sua amica Carmen, entrambe non amano il calcio, perché Sandra mi chiedeva, ha detto, di quando andare a Napoli a festeggiare. Lei non è tifosa di nessuna squadra, però ha detto voglio andarmi a vedere lo scudetto del Napoli. Ha detto, quindi io speravo di incontrarti, che chi meglio di Guido può dire, goderlo nella maniera quella più popolare, cioè proprio come andrò a governo io, camminare per la città, fare foto, cioè non le feste d'élite o il bordello. E invece litigava in maniera estremamente signorile, perché l'altra amica diceva, se le persone in genere, non i napoletani, impegnassero il loro tempo a protestare per le cose vere, non come si protesta del calcio, questo messaggio è vero, perché noi veniamo da anni dove il calcio, a prescindere da quello che è il gioco in campo, è stato veramente brutizzato, barbarizzato, eccetera, da tutti i punti di vista. E chiaramente chi ci vive, ci guadagna, ha anche un atteggiamento abbastanza ruffiano e paraculo. Pensiamo alla brutta figura totale, prima, durante e dopo, e anche per quanto riguarda, io non l'avevo proprio voluto dire, il fatto della squalifica della curva di Lukaku, eccetera. Però sono episodi gravissimi che fanno capire la debolezza del sistema, che ovviamente cerchi di favorire il potente, ma non sai quanti danni nel corso degli anni, a generazioni fa. Quello che posso dire, e chiudo, che secondo me prima il calcio era gioia e dolore, no? La gioia della vittoria, il dolore e la tristezza della sconfitta, sicuramente qualche sfottò e dubbi di qualche trasparenza, di qualche scudetto, ma non rabbia e volgarità. Episodi violenti in tutte le cose ci sono nella vita, no? Pensate che anni fa, visto che proprio in questi giorni è morto, Monica Seles, che stava dominando il circuito femminile di tennis, fu accoltellata da un pazzo, no? E gli spettatori del tennis sono abbastanza sereni, cioè massimo qualcuno rumoreggia, l'arbitro di sedia deve fare quiet please, eccetera. Però è così, la violenza verbale, cioè, per esempio, e chiudo, il post che fa Leao durante l'allenamento, che spacca la ballerina, è sbagliata, perché è sbagliato come post, perché noi ti prendi tutto lo sfottò, ci può stare, hai questo magone per il fatto che una squadra abbia comunque un'influenza, però tu non calcare la mano su una cosa che
è da regolamento sbagliato ed è comunque una figuraccia in chiave mondiale, perché tutti gli occhi del mondo guardavano quella partita, no? E detto, quindi non è una partita di serie inferiore dove comunque da regolamento c'è la munizione, è una partita di quarto di finale Champions League dove i riflettori sono tutti su di te, quindi l'errore, tra l'altro un errore anche abbastanza banale, oggi c'era un'espunzione clamorosa a favore del Napoli, ci può stare che anche perché furbescamente lo fa bene lo Juventino, l'arbitro non la vede, lì non puoi dire l'arbitro è velluto, perché non riesci a vedere tutto. Il calcio è uno sport di movimenti, di contatti, dinamico, dove ci sono 11 giocatori, più del rugby, più della pallanuoto, più di altri sport, su un terreno molto grande, non quanto il Camp Nou. Però diciamo la violenza in campo, la violenza verbale, giornalisti che sono diventati urlatori, no? Intellettuali che sono tutt'altro che intellettuali, che hanno rinnegato. Pensate a quell'intervista meravigliosa che rilasciò Troisi, no? Che io citai anni fa. È in punta di fioretto, è simpaticissima, non c'è una sola parola che mortifica o umilia gli altri. Anche quando il grande Gianni Nina disse qualche striscione, lui prima Nicchio ha detto ecco, se non ci con una battuta comunque che difendeva, no? Il famoso difendi la terra, ma senza mai essere velenoso. È vero, e io posso semplicemente dire a questo signore è giusto, fa bene, non dobbiamo, anche perché probabilmente sarà grande, portarlo alla nostra parte. È vero, è il risultato plurimo, anni di non una sola persona, di tutto un sistema che ha scelto di leccare fondelli ai potenti e dimenticare che il calcio invece era lo sport più popolare del mondo, perché era quello più povero, quello più povero, nel senso che tutti possono prendere anche una lattina e provare a giocare a pallone, oppure un pallone super tele, no? Un super Santos. Ma anche un giornale con lo scotch diventava sempre un No, pallone. è sbagliato perché questa sembra l'arroganza dei potenti. E nella vita bisogna saper vincere, bisogna saper perdere. È una cosa difficilissima saper vincere e anche saper perdere. Quante volte sarà capitato, penso a ciascuno di voi, almeno una volta nella vita, il bambino viziato che butta il tavolo del riso per aria o le carte, cioè saper vincere, saper perdere, ti danno la tempra morale dell'individuo che hai di fronte, no? Perché è chiaro che saper vincere è più facile, perché tu puoi anche in maniera un po' ruffiana, pensate che adesso tutti i vincitori degli Oscar è diventato quasi una cosa di rito ringraziare i 4 nominati, no? Poi a volte sono veramente sincere, cioè, no? le dichiarazioni. È molto difficile saper perdere, dove ci sta che la delusione, la rabbia del momento ti possa far fare anche un gesto che poi insomma ci ripensi e ti penti, no? Però è anche quella che poi differenzia questa sfumatura, chi ha un certo tipo di blasone, di carisma, di grandezza da chi non lo ha, in tutti gli sport, in tutte le cose. Oggi Allegri ha sbagliato perché Quadrado si tuffa. Noi ci siamo anche un po' scocciati che questo giocatore si tuffa sempre. I replay in 4K sono stati abbastanza mortificanti per lui. Lui se ne va, fa poco, hai tutto deciso e se ne va, è un gesto sbagliato. E lo so che erano abituati, lui prese un rigore dove fece fallo su giocatore dell'Inter. Capito? Ma è impunito quando c'hai tutti questi replay, quando si vede chiarissimamente, e tu alla fine fai pure il tipo no, devi andare a vederlo al VAR, ma se io vado al VAR ti devo ammonire per simulazione, caro mio, mentre l'arbitro lo ha visto pure in diretta perché fa no, è lì che io non posso accettare la disonestà sportiva di gente che non ammette, nonostante hai fatto una simulazione e vuoi anche aver ragione. Io non ce la posso fare. Ringrazio Valentina che dice lo so che è ancora presto ma devo ringraziare te, Guido e la community. Senza il nostro modo di analizzare il calcio non mi sarei goduta così serena questo scudetto. Ragazzi, chi studia matematica adesso non è che
facendo l'esaltato, cioè, non puoi passare da una determinata media a una media che è più del doppio, non solo è più del doppio, ma è migliore della media della squadra che sta dominando il campionato, così senza una ragione. Nel senso, mi spiego, se quella veramente fu il primo e lo mandai subito a Valerio, probabilmente poi non mi ricordo, lo vidi di mattina, perché comunque Valerio e io abbiamo un fuso orario diverso. Io soffro di insonnia, quindi, e so che non lo disturbo quando gli mando qualcosa. Perché quel famoso foglio dove c'erano tutte le sconfitte del Napoli, la Juve vinceva, aveva un difetto, Valerio, che è quello che si chiama poi, diciamo, la mia famosa logica deduttiva, eccetera. Non ti spiegava il perché. È chiaro. Fammi vedere se lo riesco a riportare. L'ho chiamato follia, non lo so se ci sta. Se tu dici io per queste ragioni, no? Questo è il mio foglio, no. Ma senza il perché, io ho cercato sempre di spiegarvi il perché, no? le serie storiche, gli andamenti, no? In questa settimana l'ottimo mio addetto stampa, che è il professor Fabio Versani, era un po' preoccupato, no? Io se lo chiamo maestro Sari, qualcuno si offende, cioè, però tutte le trasmissioni lo chiamano così. Ha fatto già qualcosa che al di là dei suoi migliori risultati di quest'anno, nel senso, se noi guardiamo l'andamento della Lazio, tu non puoi non guardare l'andamento del campionato, è follia non guardare l'andamento del campionato, oltre che legarlo a serie storiche. Cioè, la Lazio a planne una volta più di 4 vittorie non riesce a fare, quindi fa 2 vittorie, un pareggio, 2 vittorie. Adesso era arrivato di nuovo a 4 vittorie, cioè io non guardo mai col Torino è facile, con l'Udinese non mi interessa, perché questo è l'errore di con Lecce tu vinci, con la Juve basta un pareggio. Allora, se la Lazio ha questa difficoltà che fa vittoria, pareggio, vittoria, pareggio, sconfitta, vittoria, pareggio, vittoria, sconfitta, vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria, pareggio, sconfitta, poi fa vittoria, pareggio. Allora, voi potete mai pensare che quest'uomo faccia 14-15 vittorie consecutive? Praticamente possibile, 11 finali, tutta questa retorica. E come ho detto l'altra volta, io non attacco nessun collega, nessuno, anche perché sono più piccolo nel settore. E forse a volte anche sbagliato posso aver dato questa impressione, e chiedo scusa a chiunque nell'universo, anche gli alieni, che ultimamente pare ci siano molti avvistamenti. Però il mio modo di analizzare storicamente, statisticamente, numericamente e aritmicamente il calcio, siccome in questi 22-23 anni mi è andata sempre bene, lo miglioro e non guardo gli altri, solo questo, cioè gli altri hanno ragione, ma io non ho torto, cioè, e seguo la mia strada. Ma ha fatto questo ed è inciampato, ho detto, con la partita che sulla carta più facile, il modesto Torino aveva la settimana tipo, però questa è la storia che ci sta dicendo il campionato. E fammi aggiungere la cosa che mi hai detto tu, che è uno spunto importante. Ma come? La Lazio era uscita dalle coppe, non doveva poi avere un vantaggio in campionato? E non si ragiona così, e l'abbiamo capito. Specialmente con certi allenatori, perché poi questo discorso, anche questo non deve essere assolutistico. È chiaro che alcuni peserà fare troppe partite, c'è anche la Coppa Italia per la mezzo, l'Inter, è chiaro che pesa, però per certi allenatori che tendono a usare sempre gli stessi giocatori, per certe società che hanno più sofferenza ad affrontare stagioni lunghe e non sono abituate, è chiaro che c'è un discorso diverso da fare. Allora, anche per buttare il maragurio, no? Che un po' ce l'abbiamo avuto in questi giorni, per chiudere il discorso, se su quel foglio ci avesse scritto, perché io prevedo che si infortuneranno 7 titolari del Napoli, no. E allora tu dici, c'è questo elemento che te la fa indebolire come squadra, no? Perché altrimenti calcisticamente è una squadra che ha avuto un'idea non solo del suo gioco, ma del suo campionato, e ce l'ha detto Spalletti quest'ultima settimana, che doveva essere la settimana di crisi. Lui ha detto, noi ne abbiamo parlato quest'estate, abbiamo scelto, loro l'hanno visto. Io vi dissi, Napoli stravincerà il campionato, non vi aspettate un campionato punto a punto. Punto a punto non so bene. No, non lo dice, ma lui ha detto, noi abbiamo scelto di fare questo gioco all'attacco in un certo modo, pur sapendo che a volte alcune partite potevamo farle più sparagnine. La cosa bella è che poi in realtà tutte le statistiche, non facciamo mettere i cartelli a Valerio se ha problemi
ve li leggo solo io alcuni. Sono stati al contrario di quello che era la narrazione iniziale. La statistica mi rende più orgoglioso, perché poi si va proprio in controtendenza di quello che sono stati gli scudetti della Juve, che a Napoli, ormai a 7 giornate dal termine, a meno che non mi impazzisce, è la squadra che continua a fare meno falli, anche se sono state alcune partite che l'hanno fatto arrivare a 10. Ce la fai? Vabbè, posso farlo solo così. No, vabbè. Posso mettere in pausa e lo rubano lo stesso. No, vabbè, non fa niente. 311, no? Il Verona 455. Il Milan che ci ha battuto 386, ma soprattutto pochissimi cartellini, nonostante alcuni, lo sappiamo, sono stati invertiti, no? 41, cioè il Milan, la squadra di riferimento che cito il Milan, no? Perché ci siamo presi doverosi e giusti sfottò, 79, cioè il doppio del Napoli, no? L'Inter 56, no? La stessa Fiorentina che c'è stata dipinta come la squadra che doveva essere 392 falli, no? Infatti la Juve è una squadra che non fa tantissimi falli, no? 363, ma rispetto al Napoli 311. E invece noi abbiamo avuto mesi e mesi e mesi. Adesso, dopo questi numeri guideschi, almeno non hanno più detto i ragazzi come la BBC, come Bonucci, cattivi, finalmente la fisicità del Napoli, quando invece poi ce la saremmo totalmente dimenticata, perché qualcuno ha detto quei giocatori dovevano fare i falli col Milan. Bravo, esattamente. Non l'hanno fatto per tutti il campionato. Quando lo fai un fallo lo accompagni così. E poi ancora più simbolico oggi è proprio il contrario dei criminali. Osi che prende il pallone in braccio, che da regolamento potrebbe essere anche ammonizione, ricordiamolo, è un po' ricorda un po' quell'azione dove Di Canio prende il cross quando giocava in Inghilterra, perché c'era uno che si era fatto male. C'era il giocatore a terra della Juve, Osi ferma il gioco prendendo il giocatore in braccio. Il fair play più assoluto, invece di andare a prendere il pallone. È stato molto intelligente l'arbitro, c'è da dire che noi non sappiamo dal punto di vista, non dico traumatico, ma anche proprio dell'esperienza cosa ha subito Osimhen. Osimhen ha avuto un'operazione non solo delicatissima, ma anche molto innovativa al volto. Non so quante viti gli hanno messo, insomma, ha rischiato di perdere un occhio, quindi sicuramente avrà acquisito una sensibilità a un certo tipo di comportamenti infortuni. Valerio dice una cosa corretta: a termini di regolamento l'arbitro poteva essere fiscale, ammonire. Infatti Locatelli fa lo spiritoso e dice non lo ammonisce, e si fanno poi una risata generale. Però diciamo, questa classifica, se dovesse essere, io spero che non ci facciamo superare dal maestro Sarri, che ha 321, quindi è un testa a testa, però 69 cartellini e noi 41. Chiaramente la squadra che prende meno cartellini dopo il Napoli e l'Inter e poi Sarri, quindi comunque si fa battere, no, anche il Lecce 68 cartellini. E il gol è molto bello il gol di Raspadori, è entrato molto bene Elmas, perché uno che va fino in fondo, non torna indietro, ha puntato sempre gli avversari, ha aperto il gioco, ha allargato il gioco, ha cercato la sovrapposizione, ha cercato il dialogo stretto con la mezzala di turno, e poi ha fatto un cambio gioco, perché sia un cross che un cambio gioco proprio puoi valutarlo in entrambi i modi, però diciamo ti ha aperto tutto il campo sul lato debole, dove Quadrato stava ancora a terra, diciamolo. È vittima di se stesso, no? Vittima delle mantelle. Per questo è proprio il simbolissimo. Parlano della Rendis la multa. No, questo è uno scherzo, perché praticamente ci stanno dicendo che Osi è live su Instagram e quindi immagino la Rendis che parte con la multa, che non sappiamo se è autorizzato a fare. Ovviamente si scherza, però ci sono dei codici di comportamento che conosciamo bene. Ci diceva Luca, questo scudetto è anche per tutti i nonni che come il mio mi hanno fatto innamorare dei nipoti del Napoli e che non ci sono più. E avete notato che Osimhen stava replicando quasi il gol di Koulibaly nel 2018. Purtroppo quello di Osi è finito molto centrale, Koulibaly proprio è andato anche l'ha presa pulitissima. Per quanto riguarda il messaggio immediatamente precedente a questo, non vi preoccupate, quando ci sarà la matematica prepareremo qualcosa di bello e non dimenticheremo Valerio, io, Fabio, Rita, chiunque, non nomino Mario, cioè, a tutte le persone che anche per pochi giorni, pensate, perché qui non è più tra noi da tanti mesi o da 1 o 2 anni, non che ce lo meritasse, però diciamo
ormai lo sai, no? Se io ho i nonni da tanto tempo, per esempio. Ma insomma, aspettiamo, ho detto, non ci siamo godute queste settimane per questa narrazione veramente ansiosa e ansiosa. Il finale di Via col vento è, per l'errata traduzione italiana, è una delle 3 fasi, no? Insieme a quella di Casablanca e Il mio nome James Bond, più celebri della storia del cinema. A seconda degli anni cambiano la classifica numero 1, numero 2, numero 1. Francamente, mia cara, me ne infischio. E poi lei dice domani un altro giorno. Ma prima c'è il francamente me ne infischio. In realtà in inglese è diverso. Lui dice non me ne importa un diavolo, god damn. Siccome era una bestemmia e non si poteva dire nel 38, nel 39, una cosa del genere, ovviamente quando andò al vaglio della censura il film non passò. E il produttore, perché quello è un film di produttori, cambiarono 5 registi, sì, alla fine è Fleming regista, ma in realtà ci fu anche George Cukor che litigò con la produzione, c'è un film di produzione, però insomma, se andate sui manuali del cinema, regia, il produttore ebbe forza, ha detto no, la battuta deve rimanere, e pagò una multa milionaria che oggi nessuno più si ricorda chi gli ha fatto questa multa, se non l'avessi detto io. Però la frase se la ricordano tutti. La frase è diventata una delle più celebri della storia del cinema e tra l'altro di appannaggio dell'immaginario collettivo. No, francamente me ne infischio di una cosa del genere, anche se la traduzione italiana è un po' più soft, no? Quindi, perché vi ho citato questa cosa? Statevi sicuri che Osimhen, anche se dovesse pagare la multa, sarà molto di più la gioia che avrà provato, proverà, e tutti i suoi follower ne proveranno, che il valore economico e di scocciatura della multa che eventualmente non so se poi verrà pagata, perché poi ci sono delle emozioni che non hanno prezzo e anche se vengono multate ne vale la pena. Ne vale la pena. Ne vale la pena. Elmas è quello che nel basket è il miglior sesto uomo. Ecco, dovrebbero... Non c'è nel calcio, no? Perché non c'è il sesto uomo, dovresti dire 12°, ma il 12° prima è il portiere. Però se ci fosse questa categoria lui prenderebbe sicuramente l'Oscar, la vittoria come miglior sesto uomo, che non è una cosa facile perché devi entrare sempre mentalizzato, non è sempre facile avere quella forza mentale e la incisività. Oggi è entrato veramente con gamba. E poi io lo ricordo sempre che a destra veramente è la posizione meno adatta per lui, che tende a centrarsi, però se si mette là e lo fa bene. Parlando di chi non è più tra noi, lasciatemi rivolgere un pensiero a Federico Salvatore, tifosissimo del Napoli. Lucio, sposo questo tuo messaggio, non ho avuto modo di parlarne nei video precedenti, però mi ha toccato moltissimo. Federico Salvatore era un grandissimo artista, grande musicista ed è intelligente, non era mai banale. Uno si pensa sempre ma scriveva dei testi veramente importanti. Poi la gente che porta gioia e sorriso, è molto difficile far ridere, no? Perché far piangere, ci sono delle cose che umanamente ti commuovono, ti stringono il cuore, no? Nel bene e nel male. Si sottovaluta, io penso, nel mio settore, no? La critica è sempre severissima con chi fa commedie. Pensate quanti pochissimi premi vengono dati agli attori brillanti. Negli Oscar sono stati pochissimi gli attori premiati per un ruolo da commedia. È molto più facile, no? Vincere per il mio piede sinistro, per quanto quel mostro di attore Daniel Day-Lewis è bravissimo. Quindi e anche insomma i musicisti lo stesso, si sottovaluta la capacità di portare il sorriso. Sì, è una morte abbastanza dolorosa, perché poi comunque quando hai un'età ancora giovane, visto che rispetto agli sportivi che hanno una carriera adesso è arrivata a 20 anni, no? 22, 23, diciamo dai 18 ai 41, però gli artisti hanno questa possibilità di essere fertili, attivi. Clint Eastwood sta tornando sul set a 93 anni, però diciamo, Polanski ha appena finito un film, non viene presentato a Cannes per questioni politiche, a 89 anni, ma non vi faccio l'elenco adesso. Monicelli ne fece uno nel deserto a 90 anni, quindi e di musicisti, cioè, i Rolling Stone continuano a cantare e suonare che non li fermano, anche sembrano che tirati a molla, e hanno tutti ormai 80 anni, quindi
fa molto male quando un artista muore così giovane. Buonasera Guido, ne abbiamo parlato, però vogliono sapere il parere nello specifico il post pubblicato dall'account Instagram della Champions League inerente al fallo di Leao su Lozano, post poi cancellato dopo 14 minuti. Mi sembra, non voglio manco dirla una caduta di stile, cioè io lì cioè vorrei capire cioè, può essere un errore. Sì, io quando vi dico certe cose, no, faccio la vera, presunta, falsa, concordata, tutto spettacolo, non lo sappiamo. Telefonata di l'ennesima di Laurentiis con un tifoso, ha portato poi dei benefici? No, se non dare la possibilità alle radio determinati, quelli, come li chiami tu, i miei colleghi, di poter fare una trasmissione. Però sicuramente non ha portato un plus valore né da un punto di vista dell'immagine, né da punti, né degli arbitri, né nell'inferno del Maradona. Questa cosa qui porterà un plus valore di immagine, di correttezza, di fair play, di soldi, di la UEFA? Lo vedremo. Per ora mi sembra un clamoroso autogol da tutti i punti di vista, cioè perché poi può darsi che fra poche settimane scopriamo cose che noi umani non siamo riusciti, non siamo così visionari. Per ora, da umile cronista, proprio umile, e più umile non si può, mi sembra un clamoroso autogol. Avrebbero potuto postare una qualunque immagine, un Tonali come un Pioli che fa e ci sta, perché diciamo onore ai vincitori, proprio a scegliere quel momento che è il momento più controverso, tra l'altro non avendo avuto noi ancora la possibilità di sentire gli audio, e mai la sentiremo, no? Perché quello sarebbe utile capire. L'arbitro ha detto ho visto io, oppure il VAR non è intervenuto, il VAR ha detto guarda che forse no, lì comunque deciderà, almeno capiremmo che cosa è stato chiamato o non chiamato, no? Siccome rimaniamo anche nel dubbio, quindi Cornuti e Mazziani, scegliere proprio quella immagine che è un'immagine, possiamo quantomeno dire controversa, Valerio? Visto che alcuni continuano a dire, possiamo definirla in italiano controversa? Sceglierne un'altra, no? Tra i 100 e passa minuti, compresi le perdite di tempo, puoi scegliere 90 minuti di quella partita, anche il gol, no? La grande il passaggio, l'assist di Leao, no? E per questo mi sa di arroganza, sa di facciamo quello che vogliamo noi, e anche se c'è un errore noi lo facciamo passare per una cosa regolare. È questo che ha fatto più male. Ma ha detto io mi sono mantenuto sereno e prudente. Oggi noi la possiamo interpretare così, come ho detto prima, non sbagliamo, no? E se poi la cancelli vuol dire che qualcosa non sì, questo è brutto, perché se tu non avessi nessun dubbio hai, diciamo, la forza di un'integrità della certezza del diritto, dici là, questa qua ti può suonare come un tempo si sarebbe detto no, code di paglia. Esatto, esattamente. Nel frattempo ci fanno sapere, ovviamente queste qua prendendole sempre con le pinze, perché alle volte nei post talk show dicono una cosa, dicono il contrario, la intortano come vogliono. Piccinini dice che è fallo di Lobotka, cioè l'azione di Milik così, che poi si vede evidente. Guido, tu mi devi spiegare la differenza tra opinione e realtà, perché ci sono delle cose che sono opinioni e uno può decidere meno. Cioè, Barzagli dice che Gatti non voleva far male a Kvara, solo che è più alto e per questo c'è stato il contatto. Io vedo la faccia di Gatti proprio e poi chiede scusa, ok? Ma il fatto che Milik prenda prima la gamba di Lobotka e poi il piede e poi il pallone non è un'opinione. Allora, no, questa è una cosa molto seria, ha detto Valerio. Fermiamoci. Tutti, adesso io però cado in contraddizioni. Resto fermo su questa mia, sono un liberale idea, tutti hanno diritto alle loro opinioni. Chiaramente bisogna avere grande responsabilità, no? Io sono molto incavolato su determinati posti, no? Determinate figure professionali dove l'incidenza dei raccomandati è pericolosissima, non perché sia frustrato sui raccomandati, perché nei ruoli formativi rispetto a quello che tu puoi essere un meccanico, grande lavoro quello di essere un meccanico, anzi insomma, cioè, fidi la tua macchina, però il meccanico il danno che può fare è che ti ripara la macchina male o continui sempre a riparare la macchina, oppure addirittura la macchina si scassa e
ti puoi far male addirittura, però si ferma a un individuo, 2 individui, non freni e tamponi la macchina, 2 individui. Se un professore è scarsissimo e raccomandato, forma una classe di ignoranti. E così esponenzialmente. In campo divulgativo, quindi quando tu hai una platea televisiva, io sicuramente avrò fatto degli errori nelle tue dirette, però quando li ho fatti ho cercato sempre di porre rimedio. Quello che dice Valerio è una cosa giusta, no? Far capire anzitutto le persone quando sto esprimendo un'opinione e quando una cosa è così. Cioè l'episodio della bandierina non può essere opinione, e anche quello è diventato no, ma così era così, con di là. Nessuno di noi può dire ma non li voleva fare, come si chiama, ma non è cattivo. E invece noi abbiamo sempre questo tarlo nella mente che su determinate squadre, determinati gesti, c'è sempre, anche quando l'immagine ce lo fanno vedere, subito parte questa narrazione. Ma tu sei quel giocatore, c'è solo quel giocatore, nessuno di noi ha la certezza delle ragioni del fallo, anche se potrebbe sulle prime sembrarci cattivissimo, poi può darsi che veramente non era così. Quindi noi non possiamo dire, quello che possiamo dire, gli tocca il ginocchio, no? Per esempio, io ho toccato il ginocchio. Quella non è opinione, ma anche quelle diventano spesso, cioè, oggi ho sentito, perché l'ho sentito oggi il commento, ci sono delle azioni che mi stupisco, che venivano descritte in maniera totalmente opposta a quello che erano. Ho detto, ma insomma, quello è, tu non puoi dire una cosa piuttosto che un'altra. Però questa cosa è continua ed è martellante, e alla fine ha creato una platea di persone che sono diventate violente, facilmente influenzabili, perché nel tuo cervello è rimasto ma non è fallo, perché non è fallo, ma è fallo. Io mi ricordo quante partite da Napoli-Juventus ma è fallo in diretta, poi c'era il replay e sia uno che l'altro, non cito perché tra l'altro ultimamente non lo sto sentendo più, non è che diceva no, non era fallo, ci siamo sbagliati, e quindi nello spettatore c'era subito ma è fallo. Sì, cioè la domanda è tanto semplice quanto legittima, ma è dura. Sì, si dovrebbe, e uno potrebbe dire in partenza, io adesso sto spiegando un'opinione, siete liberi di non credermi, di cambiare canale, però io voglio esprimere e cercherò anche di argomentare. E invece è sempre tutto ambiguo, ma soprattutto la famosa regola del calcio che tu fai basare determinate verità su dati che non esistono, a volte sono contrari, no? La famosa, quando era così, Ibra, cioè, la cosa ha detto, Ibra non gli voleva far male perché è uno dei giocatori più corretti. Adesso non sarà uscito dalla classifica della top 10 perché sono 2 anni che non gioca, fa solo i video dove si allena come l'uomo tigre. Allora, però c'è un punto che il regolamento FIFA nei suoi vari protocolli dice che quando tu tieni il pugno chiuso o così, o una gomitata così, o in questo caso qui è condotta violenta, antisportiva. Quindi l'arbitro, diciamo, deve stare attento a vedere se la mano aperta, eccetera. Non l'ha fischiato, non l'ha visto nessuno di noi, da Valerio a Guido a Rita a anche gli alieni, può dire la verità assoluta, perché solo il giocatore che l'ha compiuto quel gesto può sapere. Mi sono scattati 5 minuti ma pensiamo a Zidane, no? Che non era famoso per essere è lì, gli scatti, viene provocato. Zidane li ha presi i calcioni, esatto. eppure la testata gliele dà, e anche lì no, ma non è possibile che Zidane è un giocatore correttissimo, ma Zidane sulle 8 partite che ha fatto è rimasto correttissimo. Sì, però è molto importante che determinati ascoltatori, ma anche tifosi, ma perché lì tu devi fare quel salto di qualità culturale che è difficilissimo in quel momento toglierti la maglietta del tifo della tua squadra, vediamo tutta la monnezza che sta uscendo per gli imbrogli, no? E dire no, cioè quello che vale di più a prescindere dal tifo, dalla gioia, è la mia integrità, cioè io comunque non posso essere influenzato stupidamente così, però un cambio culturale è molto difficile da fare. Ringrazio Yarnam che chiede come mai si perdono spesso le marcature preventive. Forse qua abbiamo subito un po' di contropiedi in più nell'ultimo periodo. Guido, io ho detto semplicemente che la squadra che attacca qualche contropiede lo subisce sempre. Per esempio il Napoli ne ha fatto un gran secondo tempo oggi.
ha preso, vedete bene l'azione della Juve è magistrale quello lì, perché innanzitutto Di Maria, insomma, è un campione del mondo, uno che ha giocato al Real Madrid e Paris Saint-Germain e non nella squadra XXX. Parte con un piede da regolamento, attenzione, dentro la sua metà campo. Di Maria non è ampiamente in fuorigioco perché è molto avanti rispetto alla linea del Napoli, ma il regolamento del calcio dice che se tu parti dentro la tua metà campo non vale la regola del fuorigioco. Quindi ci sono anche tutta una serie di notazioni, come la partita che abbiamo perso col Milan, che è vero quello che va, è anche una casualità, prendemmo un gol così anche con Manchester City, sul rimpallo di un tiro di Amsi che eravamo sul 2-2 e prendiamo un contropiede lì, non Belé ci va un po' leggero, più che stoppare quasi di suola, la palla li scivola sotto il piede e prendiamo un contropiede favoloso, e non abbiamo questi famosi cattivi ragazzi killer che devono fare palla. Però alla fine ne hai preso 1,5 nel secondo tempo, dove portavi tanti giocatori di nuovo dentro la tre quarti juventina. Kim si è spinto molto avanti. Ricordiamo che stai giocando a casa della Juve, dove negli ultimi 17, l'ha detto anche Ciro Ferrara, no? 17 partite, ha fatto tutti i risultati utili, e la Juve, parlando di motivazioni, avendo momentaneamente, per sempre, non lo sappiamo, riavuto i punti, oggi la vittoria per loro non era per nulla, oltre che banale, per nulla leggera, perché con la sconfitta della Lazio, ma anche le contestuali vittorie di Inter e Milan, era fondamentale mantenere lo stesso distacco con Inter e Milan e accorciare con la Lazio, in attesa di Atalanta e Roma. Ci fanno sapere che a Capodichino è pieno di tifosi ad aspettare la squadra, ovviamente sarà una grande festa, ragazzi. Io veramente non avrei voluto aprire la live perché mi sto rendendo conto col passare dei minuti di quanto è importante stare, cioè lo so perché l'ho sentito, però mi faceva piacere sottolineare le schifezze, perché quando si vince le sottolineo più volentieri, proprio per non sentir dire piangete perché non sapete, no, è quando si vince che io dico le schifezze che vedo. Però è un momento incredibile. Guido, io non ho detto il messaggio che mi hai mandato al 90°, lo puoi dire tu? Sì, contrariamente a quello che pensano alcune persone, ma solo per miei errori sicuramente, non perché sbagliano loro. Ultimamente una persona dice: ma questo Gentile, ma che le guardiamo a fare? È scritto te. A me sono venute le lacrime. Noi di solito ci scriviamo sempre a metà partita. Oggi no. Oggi non ci siamo scritti. Io gli ho mandato solamente la faccia di Gatti perché stavo come un pazzo. Quindi non mi ha scritto niente, ma solo scritto alla fine. Quindi mi spiace deludere queste persone. È il prima e dopo che c'è questa sfida intellettuale persa in partenza, perché il campionato a fine campionato ha il 100% delle cose esatte, no? È un mio sfizio, ma la partita mi piace. Io ve l'ho detto, mi godo anche un fallo laterale conquistato senza però quella tiziare il pubblico, attenzione, non sono quel tipo di esaltatoni, eccetera. Tutto poi fa bagaglio, no? Perché diventano tutti quegli elementi che poi, unite alla statistica, alla logica deduttiva, all'esperienza, alle serie storiche, mi aiutano, proprio perché tu le guardi con attenzione e dire funziona così, tant'è vero che forse era la 13esima, mancavano 13 giornate alla fine del campionato, mi ricordo, perché 13 nome che porta sfortuna, e ho scritto a Valerio, secondo me non più di 2 squadre superano gli 80 punti, una è il Napoli, il maestro Sarri, però più di 79 il maestro Sarri non li fa, mi sentirei di dire. Secondo me se ne fa 75, 77 è grasso che cola, a 13 giornate dalla fine, dire perché no, proprio oggi lacrime di gioia. Poi avremo modo, mi dispiace per esempio che era tifoso, anche se non nascondeva, nel senso che sappiamo che era tifoso, però faceva vedere che lo era meno. Luigi Necco non ci racconterà questo scudetto, ed ha un sapore diverso. Spero che non ci sarà Luciano De Crescenzo con la sua signorilità. Sono tante persone del popolo, intellettuali, però dobbiamo accettare che aspettiamoci qualcosa di carino da Paolo Sorrentino, che io continuo a invitare il presidente. Noi abbiamo
questa congiunzione storica, no, astrale, che tu hai questo talento visionario, che anche se non fosse tifoso del Napoli, tu da un punto di vista professionale potresti contattarlo e dire mi inventi qualcosa, ma lo è, eccetera. Vediamo, godiamoci queste settimane. Il Napoli andò a festeggiare come città quel 1-0 che non serviva a nulla perché eravamo 4 punti sotto, no? E bastano 3 punti, ragazzi, 3-4 punti, insomma, comunque la Lazio non le vince tutte, quindi... Esatto. E poi il trend è importante perché rispetto a 4 anni fa, Teodoro mi ricorda che la Juve è la terza partita consecutiva che perde. Questa è una vittoria brava, io non lo volevo dire, qualcuno se lo notava, è molto raro nella sua storia che la Juve perda 3 partite, quindi da un punto di vista statistico era pericoloso, cioè il pareggio ci può stare, e andare a vincere, oggi non è vero che una vittoria possiamo non servire, non è solo un valore simbolico, che sia un pilastro che noi mettiamo a terra, come molti che io quest'anno ho detto, questo è un buon pilastro, per Guido Gentile, anche perché sta negli atti, nei video di Valerio, la svolta scudetto è stata la vittoria a Roma con la Roma. Lì vi ho detto andiamo a vincere, come l'anno scorso. Questo è, diciamo, il sigillo oggi, però è un sigillo importante che ti fa fare un cambio di mentalità. Oggi il pareggio, è vero che andavi a -2 della famosa classifica Guido e la Juve +1, però attenzione che la Juve non ha proprio più i punti per poter fare, cioè la Juve deve fare +13 della classifica Guido, la Napoli -14, non ci sono più sul campo di poter fare +13, no? Quindi, come dice Spalletti, non tornano più quei punti che non hai fatto. Quindi oggi anche il pareggio l'avrebbe broccato, perché poi la classifica Guido, quella sì, è scientifica, studiata negli anni. E invece è andato al di più, ha detto devi vincere con una Juve che storicamente più di 2 partite non le perde consecutive, quindi veniva comunque da una settimana di grande esaltazione, la restituzione momentanea, definitiva. Infatti, perché sembra di no, perché sono saliti in classifica, però in realtà quelle 3 partite non le sta notando nessuno. Di Lorenzo nel post partita ha detto mi emoziona l'idea che solleverò la coppa, non ha detto il classico mancano tante partite, oramai si sentono già campioni e io mi sento male. Che bello che avremo questa faccia pulita di un ragazzo che sembra della porta accanto, che questo sarà una piccola soddisfazione. Qualcuno me lo aspetto quel giorno, tu lo odi, come si chiama? No, a me abbiamo già detto tutto, anche piccola soddisfazione intellettuale che avevo ragione io sulle modalità, le modalità, non sull'uomo, sul capitano scelto, e sono contentissimo perché è proprio è anche un po' antinapoletana questa cosa qui, no? Nel senso, una persona estremamente educata, schiva, non che i napoletani sono maleducati, no? Però ho detto poco sopra le righe, leggete bene quello che si può dire, che non è diciamo una critica, non è sminuire, quasi anonimo, no? Nel senso rispetto a determinati personaggi, che tra l'altro nello sport è molto facile trovare personaggi molto al di sopra delle righe, diciamo, lui è molto bene in campo, però ci ricordiamo, io ho difficoltà, poi qualcuno oggi sicuramente andrà a prendere quel singolo momenti dove va a urlare qualcuno, quindi quello particolarmente gioioso, il fatto che sarà lui, no? Perché poi comunque rimane nella foto, cioè tu sai, rimane esatto. Sì. Valentino, ragazzi, io vi devo baciare perché effettivamente mi hanno ricordato che devo andare a lavorare, sono tutto contento, sto tutto strano e quindi così. Valentino ricorda, è vero, mi ricordo, Guido disse dopo la vittoria con la Roma, credetemi, ci siamo cuciti addosso il verde del tricolore e l'amico KTM Newpoli a testa alta, ragazzi, quante volte volevo darti torto, ma hai sempre avuto ragione, grande Guido. Io ringrazio Guido Gentile che ci ha dato la serenità. È quella del secondo, la bandiera del secondo, poi dopo sì, la giornata. Ma sia che dice, la scheda, dov'è il 2? Eccolo, si è visto. Quindi poi prenderemo quella del terzo, ma anche perché per il gusto di prendere quella del terzo, cioè perché anticipare questa, perché te lo perdi subito, invece è molto più bello prolungato. Saluto Valerio, oggi saluto per lui per primo come padrone di casa, gli amiche Bellini, gli amici Bellini, tutti i moderatori, vedetevelo La Crisi,
vi farete un sacco di risate e lo legherete a questa serata magica. Ha detto, potrebbe essere un bel ricordo. Io non guadagno, non ho le azioni del film La Crisi, è solo uno sfizio nostro, visto che abbiamo, diciamo, introdotto un modo nuovo di raccontare il calcio. Buonanotte a tutti. Un abbraccio a Guido Gentile. Io ringrazio tutti voi e ho preso la bandiera, non l'ho ancora esposta, almeno bravo Giacomo. Io non voglio farmi poi pubblicità sul fluido.net, dove ne ho fatta una veramente carina e qualche amico l'ha presa e io la tengo conservata lì. Pensavo di prenderla e di andare a suonare stasera, ma non è ancora il momento. Guido mi fa riflettere, dobbiamo veramente cucirci l'ultima parte della cosa, non c'è fretta, non c'è assolutamente fretta. Perdete con la Salernitana, avete perso, non fa niente, ragazzi. È perché dovete ricordarvi il perché, che sapete come funziona.